nell'altra parte, che è proprio la villa. E qui ci sono tutti sepolti. Qui, come vedete, è praticamente di qua e anche di qua. Non mi posso inquadrare più di tanto, però ci siamo. Mettiamo qua. Ok, Mauro, io direi di partire da qui. Qui praticamente in questa villa una bambina di circa 10 anni si è buttata giù, dopo vi facciamo vedere da quale terrazzo. Ok. Non si sa se, avete sentito? Sì. Volontariamente o involontariamente. Quindi cerchiamo di metterci in contatto con la bambina, dopo qua ci sono tutti i parenti e anche i proprietari sepolti qua. Questa chiesetta è sconsacrata, quindi andiamo lì. Qui c'è con me io, Moira, poi c'è Nati, Mauri, Tommy e Thomas. Ciao Tommy ragazzi, sta buonasera. dietro, quindi controllerà lui un attimo, pertanto non c'è assolutamente cappati. Quindi Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. siamo apparecchi, allora vedi qua un attimo. Non c'è il diavolo, non ho mai visto. Porta. Esatto, che cosa c'è? La stanza del prete. Retta. E è per te dentro, no? Partiamo la serie, Buonasera a tutti. guardate che qua è tosta, io ve lo dico. E noi abbiamo fatto 2 ore e mezza di viaggio per arrivare qui quasi. Adesso comunicheremo anche con loro, direi che va. Dammi qualche minuto, poi sentiamo anche le cose, vediamo che va la sessione di campo. Anche se non si può fare un po'. Sembra che mi è pensato qualcosa. Allora, no, questa è stata come l'hai settata, come hai fatto tu. Adesso tiro fuori la cassa, che mi dicono perché no. Se vuoi fare il tuo. Avete sentito? Sì. C'è più un rumore. Esatto. Arrivo un attimo. Se no gli mettiamo una stoppa, ma se no. Vediamo a vedere se si muove la reste. Inizialmente. Sì. Direi che va più che bene. Ok, tiriamo fuori la cassa. Sì, ma ragazzi è già molto attivo. Molto attivo qui, Mauro è un po' infastidito dall'ultima esperienza qua dentro, non. Boh, sono certo che vuoi che provo a passare un po'. No, non Lo dici Mauri? Dimmi. Prepariamo un po' meglio l'RF. Ah, va bene così. Perché è al minimo quasi. E allora guarda, sì, però ci guarda anche il tuo K2, cioè vuol dire che c'è qualcosa. C'è attività. Allora, noi vi vediamo buonasera anime, siamo qui per comunicare con voi e vorremmo sapere un po' la storia della vostra villa qui. La spirit box è accesa, quindi sta a loro se vogliono comunicare. Buonasera a chi c'è? È da molto che sei qui. C'è qualcosa là sopra? Sì. Si sente bene tutte e due le live, Mauro, anche da te? Boh, qui vedremo. Prova a vedere Katy se si sente bene un attimo. Guarda. Così vediamo. Guarda su. Dove? Lassù. È in alto? Sì. E allora è già qui. È qua. Sta Bene. guardando. Sei contento che siamo qua? Io sono ritornata qua e ci sono anche i ragazzi qua con me. Ti sta guardando ora. Mi sta guardando? Ti sta guardando. È lì in piedi. Sei il nonno della bambina? O il papà o la mamma? Sì. Sì. Quale dei due? Sei il nonno? Dicelo meglio a noi per favore. Sei il nonno? Lo zio. Sei lo zio? Entrambi. Sono qua entrambi. Entrambi sono qua. Ci dai permesso dopo di entrare nella villa? È bella questa villa, sai?
e anche la chiesetta. Io lo so, loro non vedono l'ora di entrare per la prima volta. Io li ho portati qua col massimo del rispetto perché so che siete veramente, avete fatto un grande lavoro in questa villa qua e anche la chiesetta. Guarda sul rosso. Ed è molto bella. E veniamo con rispetto, eh. Puoi fermare gli apparecchi un attimo per cortesia? Ci fermi gli apparecchi un attimo? No, non lo fa. Mm. È molto inquieto. Eccolo. È molto inquieto. C'è una donna anche. La donna può essere lei. Fotografie. E Sì, poi ripeto la storia. Ci sono tanti libri dentro e cose, ci può essere anche delle foto. Puoi Sì, dirmi- ci sono delle foto a proposito delle dentro. foto? Sì, sì. C'è una Riusciamo a bambina risalire. che è caduta. La bambina è, dopo ti faccio vedere, andiamo su al piano dopo. Sì. O se volete iniziamo a partire dentro perché è grande la villa. Ok, cosa che è successo a questa bambina? Sì. Questa bambina è ha preso la sedia Ha preso la sedia. che c'è di sopra Ok. e praticamente l'ha avvicinata al terrazzo e ragazzi si è buttata di sotto. Ah. Però non si sa se volontariamente O come qualcosa l'ha volontariamente. Io spinta. 2 volte, guardate, Tommaso vieni qua un attimo, controlla. O qualcosa l'ha spinta. Vero? Ho i brividi alla schiena e alle braccia. Quindi lui sta girando intorno come ha detto Mauri, probabilmente. Sì, lui qui. E noi ci avviciniamo. E anche qua. Sento i brividi alla schiena. Oh, è calmato. Madonna, ma anche qua io vedo dappertutto che sta prendendo. Cioè, prima il braccio, guarda, ancora guarda. Sopra le nocche, poi la schiena e qua. Perché probabilmente sta provando a toccare. Sei la bimba? Sei la bambina piccolina, quella che ti è successa quella cosa lì brutta? Sei tu? Guarda, gli apparecchi sono ripartiti. Guarda, io sono una mamma. Se vuoi puoi parlare. Come ti chiami, piccola? E tu, Mauri, sei anche un papà, giusto? Hai sentito? Si può dire no? Ho Questo? sentito lui, anch'io. bambina? Sì. Parlare, sì. Da fuori. Sei tu bimba qui? Come una bimba che parlasse, Ma per no? me non sono qua Ho sotto, sentito per me anch'io. sono dentro ai lati. Sì, no. benissimo Si è sentita proprio una bimba che Oh, parlava. non potete dire che non vi ha portato in un bel posto, vero? No, per adesso diciamo l'unica cosa che non mi piace sono appunto quella prezzo lì. Lo so, però d'altronde devi avere pazienza perché loro Lo so. era la loro chiesetta di famiglia, quindi... Io continuo a vedere quell'uomo lì che sta guardando. Ah, guardate in alto. testata anche là, senza inquadrare, leggiamo. E vedi, non mi ricordo più i 2 nomi. Ah, ecco, vedi Maria e Paolina. Paolina è... La proprietaria. Dopo ragazzi, più Guarda un tardi, attimo, io e le il date. Thomas ci sposteremo in Ce le una date, parte vero? e poi ci sposteranno in un'altra. Scrivo un po' i commenti. Ascolta, Adesso avevo per un capire da dove iniziare a fare il sessione. No, non mi attivo i commenti, resta così adesso. Vieni qua un attimo. Sì, sono degli ossi. Sì, sono degli ossi. Mauri, Sì. c'è una bimba di 2 anni, 2 mesi. 2 mesi. Tra l'altro, una. Quindi l'altra è quella di 10 anni. Ok. Quella che si Quella di 10 anni è quella davanti ora. Eh? è quella che si butta, che è caduta giù. Quella lì è la bimba di 2 mesi, quindi no. Quella di 10 anni è seduta davanti a noi. Andiamo bene, contenta? Sei qui, piccolina? O sei la bimba di 2 mesi? Hai sentito di nuovo? Pure io posso Quella di 10 anni. C'è una bimba che chiama. Allora andiamo, prendiamo gli apparecchi, proviamo ad andare là, Mauri, visto che chiama. Chiama la bambina a sentire Sì, ci sta chiamando da fuori. Ci sta chiamando da fuori. Nati, vieni qua. Sto qua. Girati. No, sono loro due che parlano adesso, vero? Sì. Sì, adesso sì, però si sentiva Io bene cercavo di mettere questo al sicuro, la in modo bimba da che farti dare chiama, la bambina. come se urlasse tipo. Ok, così. Luce qua, che vediamo di Prendi qua. tu? Sì, sì, intanto per... Andiamo. Puoi dirci qualcosa di più finché andiamo in là? Attenzione alle frasche qua che non vi arrivino in faccia. Di qua? Passiamo. Sì, sì. Attenzione qua, attenzione a scendere.
Allora, qualcuno vicino a me, di uomini, nati in mezzo, ecco, oppure di qua. Vuoi dirci qualcosa di più per cortesia? Stiamo arrivando in casa da te. Ci stavi chiamando. Allora, l'entrata è qua. Attenzione. Non c'è più neanche le sedie lì in mezzo. C'era una sedia e una panchina qua. Non c'è più. La casa è questa, ragazzi. Ci stiamo avvicinando all'entrata da te, sei contento? Veniamo a salutarti. Speriamo che sia aperta. Sì. È aperta? Possiamo entrare a salutarti? Ti presento anche a loro, che so che la villa tua è molto bella, a me piace. Allora, qui un uomo vicino a noi. Vieni Tommy. Così. Attenzione qua. Siete pronti? Permesso? Guardate. Oh signore, il trono storto. La sedia patronale storta, guarda. Buongiorno, la sedia è storta. Cominciamo bene, è storta, guarda. E guarda i libri. Sì, qualche libro anche ribaltato. Permesso? Siamo venuti qua a trovarti, sai? Libri per terra, ragazzi, eh? Come mai che questo giro ci sono i libri per terra, me lo sai dire? E la vetrinetta Nati, è prova a aperta? prendere lì quei libri lì a vedere un attimo se sono di tipo contabile o qualcosa di scritto, ma non credo. No. Enciclopedia. Ok, allora di qua. Questo, l'arte nel Medioevo. Qua c'è un foglio contabile. Contabile? Cosa c'è scritto? Giovanna. Pallotto blu usato. Vestito blu frettinato d'estate. Con 2 paia di calzoni. Un vestito. Sono tutti. È come fosse un inventario. Adriana, pantaloncino stoffa blu. Riattivi uno. Sì, dai, È riattiviamo come- un po'. È come se fosse un inventario. Ok. Vedi, qua c'è scritto Giovanna e c'è tutto l'inventario. E qua c'è scritto Adriana e c'è tutto Ok, l'inventario. abbiamo riattivato i commenti per un po'. Comportatevi bene, se no li blocco ancora. Ecco una bambina. No, questa è una donna. La Una donna. con un cagnolino. Cioè, guardate, vi faccio vedere. Ok? Ciao Niki. Là c'è una foto, un'altra foto. Qui c'è un'altra foto, guardate. Sei tu qui in foto? Io dopo le indagini le facciamo qui, ragazzi. Cosa stai dicendo? Aspetta Tommy, che facciamo vedere la foto anche qua, perché è molto bella. Anche questo è molto bello. Sì, le due foto, guardate. Belline. Domani fenomeno. È la seconda volta che lo dice. Allora prepariamoci, perché qua è tosta, io l'avevo detto. Ma si sente che l'aria è pesante. Trono, qualcuno ci ha messo sui piedi. Allora, Mauri sono andati di là, noi andiamo di qua, non vi impressionate un attimo, mi raccomando, non impressionatevi. Avete sentito? No, ma qui è perché è il pavimento, dai. Ecco le foto. Ci sono altre. Prima ha detto fotografia. Queste anche, guardate. Istituto industriale. Vedete? 1926-1927. Senti che Non si aria può pesante, far così cos'è? vergogna. Io vi dico che se iniziamo con sta storia, la finite presto. Ragazze dello staff, silenziate solo senza bloccare. Facciamo così. Ecco, anche loro hanno detto Ha detto sì. sì. Non volevo sentire storie, neanche a loro, i garrison. Sì, ma volevo far vedere a loro quelle foto lì, vedi? Perché queste sono tutte foto di famiglia. Guardate, questa, guarda. Questa è lei, è la matriarca. Ok. L'anziana, me la ricordo bene.
è stato detto. Guardate che foto. Questa è la bimba di 2 mesi che magari... Ah, probabile. La bimba di 2 mesi che... O quella o quella dopo. Quindi loro sono la coppia che abitava qui da giovani. E qui guardate che meraviglia. Guardate. Guardate che meraviglia. Già, tra un po' se continuano sappiamo già cosa fare. Questo è Tommy, Tommy non Sì, battere sì. però continuamente perché se stiamo attenti, seguiamo se ci sono dei rumori che vengono, perché è importante. No, no, qui puoi stare, sono stata io già. Tutto questo qua, ecco, guardate qua. Stranamente sono stese. Una era in piedi l'altra volta. Sono stese. Bene. Movimenti possono essere di sopra, soprattutto perché io me li ricordo bene. Andiamo di là. Allora, la pila ce l'avete voi, allora una è meglio tenerla di riserva, ragazzi. Sì, io ce l'ho. Ok. Io allora la mia la metto via. Mauri, non so dove andate. Qui davanti di fianco a me una, o uno con la pila, per favore. Cambiamento d'aria. Nati, è importante che mi inquadri bene davanti ai lati, se no mi tocca tirare fuori la mia, perché noi dobbiamo Là guardare. c'erano delle scale, vuoi andare su per Sì, le ma scale volevo o- fargli vedere anche qua loro. Certo, Guardate che maniglia che avevano. Guardate qua. è bellissima sta casa. Mauri si è già intruppato da qualche parte. Guardate qua, ancora i bicchieri dentro, guardate. Che bella. Ma niente qua. Adesso ragazzi vi faccio vedere il top di sopra. No, aspetti, Cos'hai? Cos'è che hai detto, scusami? Vedi? Io vedo. Guardate che bello. Guardate qua in mezzo. Questa era una porta vivante tipo della cucina. Sembra. Allora le porta posate, ma quelli sono troppo recenti. Fatemi vedere qua. Adesso Tommy è davanti, così vediamo la strada Tommy. Questa era la cucina, ragazzi. Però il frigo è troppo recente. Mauro e Tommy sono qua. I fagiolini in salamoia. Guardate che roba. Sicuramente non è di quell'epoca, però. Queste le stufe economiche, guardate. Ho detto bene che non era... E non erano... Sono recenti quelli lì, vero? Guardate che bello. Cosa stai cercando di dirci? Mauri, partiamo a fare cose dal salone, l'indagine. Faccio vedere anch'io, fai vedere qua, Tommy. Però non hai guardato qua una cosa, Mayra. E l'abbiamo vista? No, non sono andati da male. Sì, Non sono però andati- no, sono anche comunque recenti secondo me, perché troppi anni. Ma Appunto è quello il problema, che comunque non sono andati da male, questo qua sembra tutto vecchio. Quindi comunque se ci vai a mettere della roba penso che una persona normale comunque gli dia una pulita. Sì. è anche troppo pulito quel vaso, secondo me. Sopra no, al lato- No, sopra no, i lati. È anche troppo pulito, sembra. Questo cos'era, Thomas? Non mi ricordo. È troppo... Era un forno, un caminetto da fare pizza e roba, sì. Guardate qua, guardate che bella. Porta Guardate. legna. Anche il mobile è molto bello, guardate. Guardate il mobile. Adesso stiamo già iniziando l'indagine. E tra l'altro quell'orologio lì è fermo sulle 8, ma è un orologio troppo giovane. 20 all'1. 9 meno 20. 9 meno 20. Sì. Bene, possiamo andare di qua. Qui vedi c'era la cucina anche di qua. Allora, Questa è qui... la stileria. Sì. Beh, il ferro ce l'ha presa, quindi non so di quanto è. Anche questo, vedi, non è vecchissimo. Addirittura è in plastica. Guardate. Cavoli. Qui, ha detto. Questo è un autoclave. Quello è un autoclave. L'autoclave della... Però quelli sono vecchissimi, guardate. Eh, Sono datati quelli lì, eh. Però c'è una presa, vedi, troppo... Troppo recente. È recente quella presa lì. sì. Se vai di qua, andiamo su un attimo. Cos'hai? Non ho capito. Andiamo avanti? Queste sono celle frigo. Sì, queste sono celle frigo, ragazzi, guardate. Sì. Questa è proprio la dispensa della cucina. Questa è la dispensa della Guarda, cucina. guarda. Ghiaccio.
quello per il ghiaccio di una volta, guardate. Tommy, forse è meglio che entri anche col tuo telefono se puoi. Ecco. Lasciamo la torcia alla Nati e Va bene. controlli anche tu che magari che ti dai una mano perché mi sa che qua qualcuno... O disattiviamo i commenti. di Vabbè, nuovo. entro quando ci fermiamo, dai. Allora disattiviamo i commenti No, finché... no, vabbè, lascia stare Guarda, quando ci fermiamo. poverti stanno continuando. Carlo, no? La Carla ha detto. Carla o Carla? Io ho capito carne. Beh, fermo così, adesso li disattiviamo ancora un attimo. Così si divertono a star senza. Tanto è. Allora, di lì ci sono le scale che vanno su, c'era la cosa della servitù. Di lì. Ah, ok, sì. Di qui fate vedere. Ok, qui tenevano gli animali, praticamente. Gli animali, sì. Sì. Vi facciamo vedere. Venite. Attenti, metti i piedi. Attenzione. Ecco, qui tenevano gli animali, vedete? Le dispense, un altro pezzo. Il freezer. Ma dimmi un attimo, scusami, un secondo solo, perché mi sembra di vedere troppo... No, no, giusto. No, perché volevo vedere se erano tutti e due... Ok, qui tenevano gli animali praticamente, vedete? Sì. Poi c'erano le galline, conigli. Ok, possiamo andare di là. Questo è Nati. Ogni tanto sdrammatizziamo un po' perché ci Ciao, siamo... ragazzi. E questo è Tommy, dai Tommy, Ciao. su. Ecco. Andiamo di qua. Adesso ci sarebbe da andare di sopra, però Mauri è di là. Ragazzi, di qua ci sono le camere delle servitù con i letti. Vuoi che andiamo dalla servitù intanto? So che la corvetta diceva che di sopra non, c'è una stanza che non si sente al sicuro. Bene. Le teniamo su. Ok, andiamo prima da Mauri, poi Quasi andiamo su. sale. Sì, 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 sono sicure quelle scale lì. Allora andiamo di là. Io direi di partire. Fate luce qua perché io non vedo niente, neanche loro. Quello che ha la luce deve starmi dietro di me. Se volete vedere un attimo anche di qua, qui c'era, ecco, quello che abbiamo visto da di là. Qua. Tommy qua, vieni vicino perché qui c'è un altro coso. Poi che motori che hanno, non toccare ragazzi, no, ma noi non tocchiamo. Qui c'è un altro, vedete, qui è il salone di là. Che passa. E loro sono di qua. Ah sì, perché di qua si va su, anche di qua, giusto. Qui ritorniamo al salone. Tu vieni con me Tommy che lei ha la torcia anche lei. Partiamo da qui ragazzi. Hai trovato qualcosa? È quella lì allora la bambina? Ma la bambina mi sembra troppo grande per avere 10 anni. Però le scarpette sì. 10-12. Allora ragazzi, questa... Scusa, ti ho fatto male Mauro. Mauri. Allora, questa è la bambina che diceva Mauri, guardate. Qua erano a scuola. Sì, eccola qui. Quella che si è buttata giù, poverina. È questa. Ok, io direi di partire da qui, Poi vedi. davanti alla sua foto. O 10-12 è un po' più grande, adesso non si riesce a capire. Mettiamo gli apparecchi lì, o sul trono io direi. Asia dice che la live si blocca. Adesso glielo chiediamo quanti anni ha. Un attimo, adesso qua c'è 5G, impossibile. Linea piena qua. Adesso glielo chiediamo quanti anni ha. E allora dobbiamo riattivare. Sulla panca anche, Mauri. Mettiamo qua gli apparecchi. Ok, allora ci mettiamo qua, ragazzi. Nati, prendi la foto della bambina che la mettiamo qua. Uno mi fa luce sempre addosso a me, ragazzi, per sicurezza. Che è meglio. Così. Ok. Allora, un attimo che prendiamo gli apparecchi da Nati. Partiamo da qua. La facciamo su questa panca. Eh? Io. Ha detto io. Ci mettiamo un po' in là con gli apparecchi. Qua. Ogni tanto giriamo il telefono, guardiamo se c'è qualcosa di là. Però questo perché sì, ma questo sì. Ok. Qui c'è la bimba, la foto. Ok? Vediamo cosa succede. Se succede qualcosa. Sì, qua.
Qua. Sì, siamo qui. Vuoi che te lo chiedo giù? O... No, no, lascialo pure lì. Girati dietro. Ok, partiamo da qui, Mauri, che facciamo questa. Tiriamo fuori il tuo K2, un po' di questi. Aspetta, non muoverti, Anna. Ecco che sai le cose. Allora, qui non vede, ha detto. Non vede. Allontanatevi là, con i telefoni, attenti ai vostri figli. Sì. Segui. Come ti chiami? La figlia più bella. La figlia più bella. Beh, la figlia sì è bella. È molto bella tua figlia. Ne avevi Vedi, un'altra? ragazzi. Avevi anche un maschio. O avevi due figlie? Si vede bene qua? Sì. Ok. Vediamo un po'. Aspetta che ti girati che ti chiudo lo zaino qua. Ok, adesso possiamo fare domande. Tiro fuori questa così la sentiamo tutti. Parla pure qui dentro, mi sembra. Stavo dicendo al nostro bagno, scusa. Abbassa tutto il volume. Sì, sì, però. sì, sì, sì. Ok. Certo. Pagliaccio. Ah, pagliaccio a chi? Scusami. Con chi ce l'hai? Gargaris. Gargaris. Non c'è nessun Gargaris qua da noi. Secondo me non è tirato troppo basso però, perché vedi? Ma prima un attimo fa andava, Guardali. Sembra che vada, però dobbiamo farlo per il appena appena. Bimba, puoi avvicinarti un po' di più a quegli strumenti? Dove è stato? Tutto il rumore. Un rumorino piccolo. È più dove era verso Tommy di là. Hai sentito un attimo fa? Sì, ho sentito anch'io. Mm. No, eccolo lì. Sei la bimba quella della foto? Se è sì me lo fai illuminare a rosso per favore? A quanto pare è lei comunque. Ah Mauri cosa dici? A quanto pare è lei. Guarda, È guarda. lei, è lei. È lei, è lei. Allora tesoro, ascoltami bene. Sappiamo che hai preso una sedia al piano di sopra e sei caduta, ti sei buttata giù di sotto, è vero? Se sì lo fai arrivare al rosso per favore. Oh, guarda. Bella. Sì. Ascoltami, io volevo chiederti con Mauri e gli altri se l'hai fatto tu volontariamente quel gesto? Posso avvicinarmi a te? No. No. Fallo leggere. Ah, dai, che sì, Mauri, qua niente, un attimo per favore. No, a posto. Tommy, tutto ok? Di tutto ok? Scusa Mauri, li prendiamo qua. Comunque la bambina è qua. No, se sentite i passi stanno arrivando loro, quindi tutto a posto. Sì, 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 me l'hanno detto adesso, ce l'hanno già comunicato. Possiamo sapere quanti anni hai? Possiamo sapere quanti anni hai? Ok.
Tanto ci sono io. Vogliamo sapere l'età? Posso dargli una pallina? Non ha un cazzo. Lo so che è una ragazza. Questa qua nella foto era la figlia. Mi fate capire? Ok, siamo qua ragazzi, riprendiamo l'indagine. Mi fate capire? Senti bene tu Mauri? Sì, Loro sentono bene i tuoi? sì, sì. Ok, perfetto. Ok, se la mettessimo là la cassettina o qua? Qua forse è meglio, era? Voi la sentite qua? Sì. Ok, la lasciamo qua allora. Così è in mezzo. Mettiamo questo qua. Dopo ci spostiamo ragazzi. Sì. Così io non faccio confusione. nella Ah, riunione. Mauri c'è. È nel vetro. È nel vetro. Thomas, è nel vetro. Vai a vedere, vieni a vedere. L'hanno fotografato. Vieni Thomas. È nel vetro, Mauri. Lei? No, l'ha vista anche Thomas. Vieni a vedere se vuoi vedere. Qua si vede da Dio. Lo vedo. Si vede meglio qua. Porca boia, lì sì, Ma cos'è, femmina? No, Dio, sembra più... Vorrei dire, ma istinto ti direi che è la vecchietta che c'è di là. C'è il quadro di una vecchietta che se tu guardi È la attentamente... matriarca, la nonna era. Oltre alla nonna, ma se tu guardi attentamente fa venire in mente la leggenda di Villa Un Bagnoli. attimo solo ragazzi che ci sto capendo un attimo dopo. Allora abbiamo visto che sei nel vetro. Mauri dicevano anche infatti che è nel vetro. Sì. Così però non sentiamo niente. Sì. Siamo così. Me la metto qua, così la Adesso sentiamo tutti. appena ho capito più o meno come agire chi c'è in questa casa. Allora, non c'è solo la bambina in questa stanza, giusto? Se è così fammelo arrivare al C'è rosso. anche la nonna. Sei la nonna? Sei la nonna che sta vicino alla bimba? Dici sì o no, per favore, quello strumento. Toccalo. Toccalo. Questo deve essere lui. Anch'io ho sentito qualcosa Da passare. toccare. Sì, anch'io ho sentito passare qualcosa qua dietro. Stanno girando, ragazzi. Io ho detto qua è tosta stasera. Vi chiedo rispetto per gli ospiti. Appena è, dopo ci spostiamo. Devo capire come è successo. Esatto. Anch'io l'ho sentito passare qua dietro. Comunque è qui, Mauri. Così. Se vuoi dirlo anche ai tuoi, ha detto Nati e Tommy che si sono sentiti toccare. Invece ho sentito rumore di vetro. Conti bancari. Cosa ha detto? Conti bancari, può essere, sì. Può essere, ragazzi. Problemi di banca? Avevate problemi di banca? Sì, guarda Mauri. Stasera. Stasera. Stasera? Stasera cosa? Cosa stasera? Hai sentito? No, sto aspettando di vedere un attimo. Proviamo a riattivare i commenti. Ci stiamo vicino. Ok. Abbiamo riattivato i commenti, ragazzi. Ma quindi qua c'è la bambina che ci sta seguendo? Se sei la bambina, fai illuminare gli strumenti. Portali al rosso se sei la bambina. Sì. Sì. Sì, è lei. Ok, grazie. Andiamo a vedere più in su. La nonna è qua? Adesso accendiamo un po'. Sì. C'è la nonna Mauri anche. Sì, infatti. Brutto segno. Brutto segno. Mauri ha detto brutto segno. La nonna non è tanto contenta. Lei infatti vogliamo andare a vedere su com'è. Vediamo gli strumenti allora.
Io non ci spostiamo di sopra e non ti introduciamo. Vuoi da su, allora noi siamo qui allora. E dopo se vuoi facciamo il cambio. Sì, secondo me sì. Allora Maurizio, vai su, stai ben attento, è una stanza dove c'è una poltroncina, una sedia di lato e c'è un davanzale, tu entri di così a sinistra, ok? E c'è un tavolo qui. Sì, ok. Dove trovi la stanza col tavolo e il terrazzo è quello lì che la bambina si è buttata giù. Ok. Ma le scale sono buone, muovila. Sì, 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 potete andare tranquilli, le scale sono buone. Tu stai qua e Tommy con noi. Sì, sì. Ah, ok. E non pensi di sfidartela. Tiri fuori, cosa dici se tiriamo fuori una pallina o una candela? No, aspettiamo un attimo, allora vediamo. Vuoi venire a fare il Vuoi le rituale nero? palline? Mauri è il maestro. Allora adesso ragazzi, in comune accordo con Mauri e Thomas, loro vanno su, noi restiamo giù, dopo facciamo il cambio della guardia. Ok? Dicono di Se illuminare c'è verso il bisogno, vetro. vi Illuminare faccio verso il un vetro. fischio, Ok. c'è scritto nello zaino. Se c'è qualcosa di proprio, Muovi là. se no no. Arrivati un Hanno attimo. detto di illuminare verso il vetro. Senti qua, Mayra, Dimmi. se arrivano, niente di, diciamo, sventato, aspettate che arriviamo giù. Sì, Mauri, perché non se ti si preoccupare. presentano subito potrebbero... Quelli arrivano alla... Allora, intanto dico a Tommy di messaggare. Ok? No, Hai il non ti numero? preoccupare. Perfetto. Hai il numero? Di Mauri? No, non c'è. Mauri, glielo posso passare? Guarda, guarda. Ok. Fatemi vedere un attimo. Che c'è questo? Non puntare però verso il telefono, la torcia puntala di lato lato, no, perché sennò non capisco niente. Allora, io volevo capire adesso, proviamo a muovere, fammi venire lì un attimo, scusami, che guardo una roba. Perché io volevo inquadrarmi il vetro lì un attimo, così. Ok, c'è qua. È qui con noi. Grazie Fabri, un bacione grande. Ringraziate Fabri che Grazie, ha spedito Fabri. il treno, poverino. Grazie Fabri Fabio. 80 ci ha mandato il treno come regalo. Grazie. Grazie veramente di cuore Fabri. Grazie Fabri. Allora, Fammi vedere riprendiamo. una foto. Qui a quanto pare c'è la bambina, ma se noi la mettiamo qua questa va bene ragazzi? sì. Per voi. E vedi, adesso vediamo. Ma Tommy mi fai la cortesia? Ma non è che dà fastidio la cassa là? No? No. Ora. Scusate ragazzi, ma wow! Grazie. Grazie Fabri! Grazie. Aspetta che Dio ti benedica Fabri. Dopo 2 ore e mezza di viaggio andare, 2 ore e mezza tornare a Tommy, ce lo meritiamo. Certo. Grazie veramente di cuore Fabri. È Un appena, bacione è appena grande. passato un orbs qua sotto e l'hai inquadrato. Ah sì? Sì. È quello là? No, per quello là vedi questo è No, qua basso, comunque è basso, qua. basso. È qua ragazzi, è qua. Eccolo, un altro. No, questo è un moscerino. Dopo facciamo vedere lo stesso la casa, ma io direi l'indagine di farla tutta qua perché qui c'è movimento Sì. e lui, lei e la bambina sono qua. Mm. Poi vedi che è tranquillo tutto sommato dietro. Sì. O le ultime parole famose era. Sì, esatto. Ragazzi, le ultime parole famose. Allora, visto che sei ancora qui, posso capire, i passi sono Mauri ragazzi e Thomas di sopra. Sì. Ah, comunque noi dobbiamo dire una cosa prima di continuare l'indagine, giusto? Io devo dirla più che altro. Volevo dire a tutte le persone in live, quelle che ci stanno a fianco, che mi hanno sostenuto ieri sera nei discorsi dicendo noi confidiamo in te, Moira e vi dicendo, e sia lo staff che anche a voi follower che mi state tirando sul morale, vi dico grazie di vero cuore. Per me significava tanto ieri sera che eravate presenti a sostenermi e a difendermi. Quindi non posso fare altro che dirvi grazie di vero cuore e vi mando un bacio a tutti. Grazie. E adesso possiamo continuare con l'indagine, ragazzi. Però questo era dovuto dirvelo. Cambiata l'aria? Senti? Sì. Anche voi? Sì. Però odori no, vero? No. Ok. No, io con Thomas l'ho seguito. Guarda. Sei la bambina lì? Io così però faccio fatica a sentirlo anche voi, vero? Sì, non si capisce. Eccoli qua. Dai, vai avanti che lo sappiamo usare. Ragazzi, ci ha raggiunto la corvetta con Davide. Ciao Davide. Ciao. Aspetta, ferma lì che gli sono attivi.
No, infatti, ma li sono stati a salutare perché Vuoi mi sono sederti visti qua. sul trono? No, grazie. Ma gli altri sono di sopra? Sì. Vai su però avvisali ovviamente. No, aspetta, non andare. Dopo ho detto che scendono giù. Allora, noi vogliamo sapere se siete qui, se vuoi metterlo a terra lo zaino intanto. Allora, qui c'è la corvetta, vieni qua che ti fanno vedere che illumina, ecco. Ciao! E c'è Davide che non vuole mai farsi vedere, ma fatte vedere per una volta, Madonna. Ecco, la prossima volta, ok. Allora, noi abbiamo già spiegato che qui sono 2 bambine abbiamo scoperto, dalla Ok. chiesetta, una a 2 mesi, è durata, poi è morta, e l'altra è quella di 10 anni, che è quella lì a quanto pare, ha detto Mauri. Quella che si è lanciata da sopra. Quella lì, che avevamo la foto anche l'altra volta, però non ci Sì. abbiamo fatto caso più di tanto, invece è proprio questa. Ok. Adesso stiamo cercando di capire il box, abbiamo imparato grazie a Mauri a tirarlo meglio, togliendo il fruscio, il suono Ok. bianco, e funziona 1000 volte meglio. Eccola. Allora, qui abbiamo già chiesto, c'è comunque la nonna, l'entità della nonna e della bambina, ma non ci stanno attaccando. Dopodiché, invece, visto che adesso la signorina è qua, Sì, che ma lei non siamo c'ha qua tanto, tanta... perché poi lui va a casa, io sono a piedi. Allora, comunque tra poco o aspetti e provate un attimo che devo far provare lei su nella stanza dove non voleva andare, stavolta ce la ficchiamo dentro. Hai Così. voluto venire qua, adesso becchi la punizione? Ma voi che non venite qua, non me lo dite neanche, io ero al bar con lui, ho detto no, ma andiamo Noi adesso. detto andiamo a Venezia, questa non proprio dorme, non ci ascolta neanche quando parliamo, vabbè. Vedi? Allora, riprendiamo un attimo. Oltre alla bambina e alla nonna, c'è anche il nonno, erano i nonni, vero, gli ultimi qua? I nonni, Tu sì. spiega un po' tu la storia, che tu la sai meglio, visto queste qua, rendi utile, va. Allora, praticamente in questa villa c'erano... Adesso fa la seria, non vi preoccupate, sennò Esatto. che è uno scopelotto. C'erano praticamente i nonni con i genitori di questa bambina che vivevano, ok? Non si sa bene per quale motivo, praticamente un giorno questa bambina, che avevo visto anche poi nella visione, ok? È stata costretta ad essersi buttata dal balcone. Quindi è stata costretta, perché noi dicevamo Sì. che non sappiamo se era stata costretta Perché o no. lei praticamente nella visione che avevo avuto l'altra volta continuava a spingere questa sedia. Vedi non andare in treno stavolta, se no ti tiro il No, colpo. continuava a spingere questa sedia verso il bordo per lanciarsi giù, però continuava a farlo guardandosi dietro le spalle, capito? Come se... Ma allora è stesse- stata indotta. Sì, come se stesse chiedendo a qualcuno. Si pensa che in teoria sia stato qualcuno della servitù, perché poi di là ci sono le Sì, stanze è la della stanza che tu non servitù. vuoi mai andare di Brava, sopra. esatto. Però di questo non ne siamo certi. C'è una stanza che la corvetta ha paura. Di questa bambina praticamente... Beh, lì puoi dirlo che hai paura, perché è vero, non Sì, ti sì, no, è senti... vero, ho paura, cioè mi viene proprio il panico, non riesco, cioè è come se mi spingesse qualcosa giù. E niente, questa bambina si presume che avesse una 10-15 anni e ancora oggi, tuttora, la gente che passa di qui in determinati periodi, perché c'è l'argine, ok? Vede ancora questa figura di questa bambina vestita in trasparente, ok, bianco, con questi capelli neri, che praticamente si lancia dal balcone. Allora, prima non so se hai assistito lì fuori dalla chiesa, quando siamo entrati, abbiamo fatto prima la chiesetta. Ma io ho visto un po', sì, ma non Allora, però- la chiesetta è tranquilla, Vedono tutto degli sommato. orbs. Hai visto? Anch'io. Ma stavo- attenzione che non siano, perché Vuoi la vedete torcia? che c'è tanta polvere, Sì, guarda un po' attenzione, dobbiamo attorno. dire anche la verità, perché guardate, sono delle bestioline che volano. Sì, sì, c'è il Cioè, disastro. è il periodo, ragazzi, non fatevi ma ingannare, non perché sembrava comunque, tanto comunque abbiamo filmato tutto. È una Questa è una farfallina. farfallina, sì. Però sì, la Questa storia sì. è questa, però anche l'entità del nonno, perché c'era una foto del nonno lì. Prima c'era qualcosa al vetro, hanno Una volta detto. l'entità del nonno era molto forte, perché io ci avevo avvicinato il Ecco, bisogna che K2 tieni Nati tenete e uno dei due andava. la torcia così, perché così resta nel video, perché vedi così, Sì, devi sì, guardare difatti qua. stavo guardando. Dovete lasciarmi puntato una torcia verso il vetro E anche. secondo me Ok, adesso Davide è fermo qui, che se no non sentiamo dei rumori e non pensiamo che siano e dopo Sì, invece dai. magari, Guarda le ref. visto di avere riscontri è meglio averli che non ci sia nessuno che si muove e adesso. quindi sì, è... Allora, adesso si sono saremo calmati, particolari. riprendiamo con l'indagine, vediamo un po' cosa dicono. La bambina è ancora qui? Sei ancora qui, piccolina? Vi ha detto il nome? No, ancora no. Paolina. Ed è tra l'altro anche zitta troppo Paolina. questa. Ma io ho paura che te l'abbiano Siamo spento. andati Perché No, no, guarda, è c'era- accesa. Guardate, è ancora Ok, accesa. perché Guardate che è c'era rossa. anni Sono fa di sopra Mauro. È un rossa bigliettino accesa. con la foto di quella bambina Però non lì e c'era parlano. Non scritto vorrei che avessero seguito Mauro a di Paolina, la mia adorata nipote, buona Ci sei comunione. qui? Quindi Come si chiamava? Paolina. Abbiamo visto in La chiesa Abbiamo bambina è visto in Paolina, chiesa, sì, Paolina. allora è lei. 2 Ma anni. Paolina aveva 2 mesi. 2 mesi. Non è allora la stessa. Eh no, è l'altra bimba allora. Perché so che tipo c'era una lettera della nonna con scritto alla mia adorata Paolina
E quella è la bambina allora di 2 mesi. Nel ricordo della tua prima comunione, ma una bambina di 2 mesi non può aver Ma fatto allora la può comunione. essere... Ah, aspetta. Oh, Si è mossa la porta. no, no, Sì. no. Sì, era più aperta prima. No, no, quando siamo entrati era così, l'ho Ah, era filmata. così? E più che altro ho visto un attimo, mi sembra un'ombra passare. Però non lo so, io non posso Allora, vederle io generalmente. non so se è vero perché l'ha viste solo Metti lui, su entrando, ha così. detto che da di là sembrava come se Eccola. ci fossero delle luci accese. Però io non ho visto nessuno. Forse eravamo noi però, perché... Però forse erano i vostri fari, no? Erano di là, le vedi, come presso la prima porta, Ok, ci sarebbe uno spaventato, ovviamente. ok. Come sta andando te? Stai bene? Buon, perfetto. Ok, sembrava ci State fossero delle tutti torce. bene? Sì. Tutto a posto, ok? Ho un po' di fastidio, ma sì. Vista Mauri. Mauri in Mi voleva chiesa portare con lui. non... Detto, "Vuoi Eccola venire?" lì. Allora ragazzi, telefoni vicini non ce ne sono. No. Perciò adesso riprendiamo e vediamo di capirne. Sei la nonna lì vicino? Io sento un brivido di freddo. Ecco. Sì. È bella la foto, è la bambina quella lì? È la tua bimba? Però questa la devi tenere di là. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. Stavo Ma guardando io non quello. sto vedendo, non capisco ragazzi. Io non È appena passata un'ombra nera. Hai visto? Qua. Hai visto? Ah, già, è come se fosse passata tipo qua. No, è quello che ti stavo Chi facendo è l'ombra vedere nera? 2 secondi fa. Allora, silenzio che chiediamo chi è l'ombra nera. Chi è l'ombra nera? Dimmelo. Non è che quei due di sopra sta facendo qualcosa? Vuoi che andiamo a vedere? No, lasciali stare. Aspetta, perché? Ah, ok. Direi ottimo. Mm. Ha detto qualcosa ma non ho capito. Allora, dimmi, chi sei? Non sei il nonno, la nonna o la bambina, allora? Esatto. Esatto. Non è il nonno, la nonna o la bambina. Ok, calmati, calmati. Sai secondo me chi è? Torna normale, per cortesia, rilassati. Mm. Sei l'entità nera? È lui. È lui. È lui. Chi sei, Infatti entità l'aria- nera? L'aria è cambiata qua dentro. Adesso vediamo chi è, perché se Esatto. chiediamo e parliamo, ragazzi, qua non si sente niente poi neanche nel video. Risulta un gran bordello. Vediamo di capire chi è l'entità nera, visto che ci ha comunicato che è l'entità nera. Allora, se non vuoi comunicare tramite la Spirit Box, comunica con quell'apparecchio, però me lo devi fermare per favore un attimo per capire. Fermalo. Ha detto qualcosa e continua. Una bambina. Ha detto mia. Mia chi? Fermati! Fermati! Calmati! Ho detto di calmarti, per favore. Calmati! Calmati! Tranquillo, che non facciamo niente. Mettiti tranquillo, per favore. Chi sei? Secondo me ha detto siamo. Oh, ma è incazzato In nero. teoria ha detto siamo in due però. Siamo in 2. Siete in due? In teoria ha detto che siamo in due. Sì. Sì. Allora, dimmi che... Ombra, dietro la porta. sei dietro la porta? Te magari dillo con un po' più di tranquillità. No, oh. Ah no, beh, ma io sono tranquilla. Ecco, no, nel senso, dimmelo con un po' più di calma, perché poi te mi fai giocare veramente ti. No, questa Siamo veramente fuori parte di in Parto quinta. Moira oggi. Allora, con calma mi dici, Moira, c'è qualcosa, hai Sì, capito? sì. Perché sennò mi... Cioè, vuoi restare viva ancora, non vuoi mia morire di cuore, di No, crepacuore. no, tranquilla. Ecco, è per quello che dico sempre, sono contenta di non vederle. Ma però. Ah. Allora, sei dietro... Per favore, ti sto per fare una domanda. Abbiamo chiesto rispetto reciproco. Sia voi verso di noi e noi verso di voi. Allora, io devo capire, sei dietro la porta? Almeno fammi finire la domanda, Cristo Santo, non neanche la domanda la fa finire. Ok, adesso ti calmi per favore però. Rimettimi l'RF normale, verde. Portalo sul verde per favore. Ti va di portarlo sul verde gentilmente? Per favore? Io so. Io so cosa sai, dimmi. Io l'ho detto che qua dentro è tosta stasera, ragazzi, l'avevo detto.
e non mi sbaglio. Ciao Ramiki, tesoro. Ok, vedo che sei un po' più tranquillo. Le ultime parole famose. Cos'è? Quella sì, la foto di... No, è tipo... No, ma c'è anche una foto di un'altra. Ma del 36-37. Aspetta, giusto, perché non ci ho pensato prima? Scusate, adesso sono io che mi avvicino. Ma ce ne dovrebbe essere un'altra da qualche parte. Però qui non si può, allora la mettiamo di qua. Ecco. Ti va bene che ti ho messo le foto? Chi c'è? Chi c'è? Dillo tu a noi chi c'è qua. La vedo. Cosa vedi? Corbetta, vieni qua. Sono qua. No, perché tu sei qua dentro, ti hanno già preso un paio di volte, quindi è il caso che stai qua vicino. Sì, no, stavo guardando perché No, c'era... perché questa un'altra gira, foto. poi dopo ragazzi va in trance. C'era la foto del signore, volevo cercarla. Ma lei è di là? Ah, sì? È quella là, lei è di là. Però non possiamo portarla di qua, dopo andiamo di lì. Che dire, il Si è famoso tavolo che mossa- ci eravamo preparati. Si era mossa la foto, dicono. Si è mossa la foto? Sì. Ok, Si beh, conferma anche lui, guarda, cioè proprio ci sta confermando. Sì. Cosa ha detto? Puoi vederlo tu, Puoi vederlo tipo, una tu, roba del no? genere. Io non posso vederlo, ve lo dico, Ma io cos'è che ti ho appena detto? Lei sì, io no. Ti ho appena detto, Piano, però per se continuiamo ad andare sotto non capisco anche. Comunque, io non posso vederti, loro sì. Parla più pulito, per favore. Quella foto là. Video ha detto. Zitta mi sembra che abbia detto. No. Io ho capito vipera. Viper, io ho capito zitta. Perché vipera? Secondo me hai preso su di tutto, prendo su anche della vipera, dai. Fatto 30, fermo 31. Chi è qua che tocca? Ah, tu avvisa però se muovi qualcosa. Allora, torniamo indietro a parlare del discorso. Ciao mille lire. Allora ragazzi, vogliamo capire qua dentro, anime o entità, sei... allora fammi vedere qua. Che c'è scritto qua? Toti, Tony, forse, Paola, Ettore, Rita, qualcuno... Diego. Avete... Chi è che ha battuto? Hai sentito anche tu? Sì. Ah, parlarsi loro di sopra. Ma se vuoi che cambiamo stanza, dicelo. Ha detto Ha detto? Ha detto? Ha detto cosa? Sindaco. Tina. Ha detto Tina. C'è l'amica Tina qua, oh. No, che io abbia letto no, non si riesce a capire cosa c'è scritto però. C'è mica una Tina. No. Ma c'è una Tina qui. Il primo nome, cos'è? C'è un Toti qui. Allora, se mi cambi l'RF ti do una lista di nomi e me lo fai capire dall'RF o dal RAMPod o dalla Spirit Box, per favore. Ti calmi? Ho bisogno di farti qualche domanda, per cortesia. Grazie. Allora, dimmi se sei Toti. Sì, ok. Cosa hai detto? Sono io. Sì, no, ma ragazzi non si può. Allora, parliamoci chiaro, ragazzi. Adesso io ascoltate che ve lo dico. Qua bisogna stare fermi, immobili, perché noi andiamo a sentire rumori e portarli nel video. Perché se io porto video del genere su YouTube, tu che carichi video, anche tu sai che è tutta nulla dopo come prova a capire. Bisogna che stiamo fermi, che ascoltiamo e possiamo fare domande, però dobbiamo stare fermi immobili, perché se c'è qualche rumore lo registra nel video. Per quello ragazzi, perché sennò tutte quelle storie che facciamo per fare delle portare Sì, testimonianze sono testimonianze sballate poi. Allora, qui, tu inquadrami qua. Allora, chi c'è poi? Questa è una Paola. Ma Dio anche secondo Bonino. me c'è scritto Paola, Paola.
Poi accanto c'è un altro nome. Dio buono, questa Sì, è la caligrafia Paola. come quella di mia mamma, non ci capisco una Ma cippa. anche io non capisco. Tu riesci a Questo è un capire le Ettore, caligrafie? sicuramente. E Vai, dai. Livio, no? B, Lidia, forse. Lidia. ma c'è Gloria. un'altra lettera. Gloria, ha ragione lui. Allora, ti leggo dei nomi per iniziare, andiamo in scala a capire. Sei Totti? Sei Totti? Ok, ma però se continui a farmi illuminare di fila non si capisce niente. Bravo, collabora un po' per favore. Grazie. Margherita potrebbe, no, c'è una GL. Gisa. Beh, Margherita. No, Gisa, con Gisa Gisella. finale. Gisella. Adalgisa. Adalgisa? Sembrerebbe di sì. Secondo me l'hai vista di quelli della prova. Oh, Hai ragione. Hai ragione. G, cosa abbiamo detto? Io ho G? detto, secondo me è la lista delle persone che lavorava qui e lui ha detto, hai ragione. Esatto. Ma Margherita chi è? Basta, ho capito, aspetta un attimo. La proprietaria, in teoria dovrebbe essere la mamma della bambina. Di che anno è questo? Del 34, mi viene da dire. 24, 1, 34 e 18. Boh. Io boh, non mi ricordo più io le date. Non so come È si appena legge. passata un'ombra davanti alla porta là. Io sto fissando la Ma allora porta. andiamo di là, scusate. Sì, ma ti ho detto che secondo me si nascondono dietro le porte. Perché là ho visto che si Mi fate a muoveva. portare quello lì? Sì. Sì, secondo me si muovono dappertutto. Andiamo di qua, dentro le porte. Attenzione. Guarda che veniamo di qua da me, se riusciamo a aprire una porta. Ok, vediamo cosa fare. Ci volevi di quindi? Adesso siamo di qui con te. Vuoi metterti davanti Ma a sei me? vero? Niente. Un uomo anziano. Un uomo anziano. Un uomo anziano. Dove? Continuo a scriverlo. Ma guarda che c'è le refe che sta impazzendo continuamente, io lo passo, ma... Ho sentito una voce di una donna fuori spirit. L'abbiamo vista prima, l'abbiamo inquadrata anche nel video. Così sembrerebbe buono le refe, vediamo. Allora, ripartiamo. Puoi dirmi chi sei qua? Andiamo in stanza, ripartiamo. Wow. Ma allora è là. Allora dobbiamo tornare là. Ma a parte che penso che venga di qua lui se c'è A parte qualcosa. che secondo me continua a muoversi in tutte le stanze. Perché prima continuava Ascoltate, a guardate che qua è acceso, prende bene la linea. Perché Sì, Sì. pare di sì. E dobbiamo tenere presente anche il coso, vero? La batteria. cioè, è lungo. 62%. Allora, ci sei qui? Sì. Ha risposto. Evidentemente è un sì. Sì. Ok, sai dirmi se sei uno della servitù? Però vedi che è terrata meglio così, è settata meglio. Non sei uno della servitù, sei la signora, la nonna? Guarda O qua. la mamma della bambina? No, questo no, guardate che è questo. No, no, vieni qua, vieni a vedere qua. Però devo fare il giro davanti a tre. Sì, ma... Ah, è là, è là. È là, è là. Sei tra la poltrona e il mobile? Lo vedi? Sì, sì. Si sente anche l'odore, è strano. Sì. Sentite? Sì. Senti? Sì, sì, sì. Ma a parte che qua è proprio più pesante anche l'aria. Comunque è una bella casa, sai. L'ha detto pure Mauri. Quello deve essere stato lui, però quello là in alto. Fate vedere là. Quello là è lui. Guarda che lì c'è la foto. Adesso sto vedendo la foto. La prima a destra. Quello erano i nonni, probabilmente. Sì, 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 era il E questo proprietario. era lui, il figlio. Sì, ma continuano a dire che hanno visto un signore con i baffi. Però se io sto là in fondo non vedo niente. Che è il nonno. Tutti e due hanno i A baffi. parte che tutti e due hanno i baffi. Eh sì. C'è dentro lo Qua. specchio. Lo vedi, esatto. Dove è lo specchio? Ah, quello là. Là sotto. Là.
c'è lo specchio, là dove c'è lo stemma. È vero, eccola qua. La vedi lì? Ok, mi sai dire chi sei? Fammi meglio di luce là perché, no, perché vedi che qua si vede male. Se mi a riprenderla, Si vede anche qua. ce n'è uno anche di qua. Anche di mi qua sa. si vede, sì. 2. Siete in 2 qua allora? Oh, guarda, guarda. Guarda che io rituali degli specchi non te ne faccio, io te lo dico. Infatti ti sta tipo invitando. No, te lo scordi. Io non faccio rituali, lo Se sai. guardi si vede anche a un occhio nudo. Ma neanche io da vedere non lo vedo. Lo vedi ad occhio nudo? Si vede anche ad occhio nudo. No, Che si io sta dico- muovendo. Si muove. Ma voi vedete che si muove, io non vedo. Oh sì, visto? sì, Hai visto? Cazzo inquadra bene perché qui si vede, qui no. Si muove. Si sta muovendo. Guardami. Poi ravviciniamo i telefoni. No, perché ho gli apparecchi. Si Fa sta interferenza. muovendo. Ragazzi, ci sta guardando. Ma Ti è sta invitando a giovane. giocare con lui. Si vede Perché bene. con la mano che continua a cazzo. fare Si vede così. benissimo. Ok, calmati. Fai illuminare. Tocca il REM pod, l'altro. Quello con l'antenna. Ho capito. Fermati. Vuoi che mi avvicino a te? Così dallo specchio. E perché mi devo avvicinare? Che cosa vuoi? Dimmelo. Guarda come si muove. Guarda che io non vengo con te, sia chiaro. Che mi succede se mi avvicino a te? Ascolta, prova a metterti di qua che allora magari mi inquadri meglio perché qui sto qua, non lo sta riprendendo bene, vedi? Il problema è, ecco, vedi che adesso si vede bene anche qua? Cazzo, mi è scappato. Però Nati, devi inquadrare, guarda, tieni puntato di là te, scendi un po' con la pila. Ok. Io mi avvicino, però smettila. Rimettilo normale. Non credo sia una buona. Allora, mi fai la cortesia, gentilmente. Metti normale l'RF, lascialo stare per un attimo. Vuoi che mi siedo sulla sedia? Ecco, guarda, è stato contrario. Sono qui. Non sei normale. Prendimi. Prendimi. E dove sei? Io non ti posso vedere. Ma sei un bimbo. Hai voluto che mi avvicinassi, adesso ti calmi però. Allora ritorno là. A me i bambini capricciosi Si non mi vede piacciono. proprio, guarda, guarda. I bambini capricciosi non mi piacciono. Ma non sei un bambino. Non sei un bimbo. Ho detto se mi calmi l'RF io vengo vicino. Oh, al 3. 3. No, perché non mi ascolti? Ti ho chiesto per cortesia di lasciare tranquillo l'RF un attimo. Sta venendo avanti? Sta avanzando. Non dirmelo. Ok. Ecco. Moira devi collegare il puzzle, se no ti si blocca la live. Vuoi che mi siedo sulla sedia? Con lei sono 3 dell'oscuro qua dentro. Vuoi che mi siedo sulla sedia? Siamo pieni. E 3. Siamo a pari e 4 colui che non è dell'oscuro. No, non sono. Niente. È neutro. Sei della luce o dell'oscuro tu? No, beh, tu punti, cioè tu sei credente. Sì. Allora sei della luce. Sei più dalla luce allora. No, meno male, sta seguendo il suo esempio. Lascia perdere. Posso sedermi sulla sedia? Moira, posso andare a sedermi sulla sedia? Prova. Mi ti metti Vai, il vai. telefono e anche questo così facciamo Qua, mettilo qua vedere che sta... che non abbiamo niente. No, perché... No, lo zaino mi Dammi pure la serve. torcia. Di là, Lo zaino è di là. Ma... Vieni con me uno a prendere lo zaino. Per favore. Vai tu, io ti tengo la torcia puntata. Adesso sono qua vicino. Tu te ne sei andato? No. Ce l'ho dietro. Lo sento. È completamente dietro di te. Lo sento. Allora, Lo sento. vediamo un po'. Dici cosa vuoi, per favore. Spunta sempre. Sta avvicinando lei. Io non lo vedo. Dimmi. Aspetta, Davide, ti lì la torcia puntata? Che nel caso serva la tiro via io.
Digli cosa vuoi. Hai toccato tu? Cosa hai Sì, detto? per questo scusa. Che farzo che ho preso. Anche cosa? Comunque di sicuro l'RF funziona. Sta arrivando alla spalla. Lo sento, Sta attento. lo sento, lo sento. E puntategli... È incazzato. Hai sentito? Sì. Non toccare la Nati, Tira fuori quello che è dentro. Ce l'ho, fuori. Ok. Ma non ha paura, secondo me. No, quello lì viene da un posto preciso. Gliel'ha dato la Cati. Ok. L'ha portato fuori proprio da una chiesa, Dimmi era cosa fatto... vuoi, per favore. Hai voluto che ci avvicinassimo di qui e poi ci chiamavi vicino allo specchio. Adesso mi sono avvicinata. Cosa vuoi? Sono stata io, perché sono dei vetri dappertutto qua, ragazzi. Sì, infatti noi siamo anche con le scarpe da ginnastica. Dai, Dimmi cosa vuoi, per favore. Fotografie. La fotografia? No, perché la fotografia è un self, è un rituale anche a volte. Visto? Sempre. Sempre. E quindi i rituali non ne fai qua. Noi non ne facciamo. Ci sono io, quindi sta tranquillo che i rituali non se ne fanno. Non provare a chiedere rituali. No, no, è inutile che insisti. Sì, ma si sta avvicinando sempre. Lo sento. Cosa hai detto? Vieni qui. Sono qui. Questo si riferisca a lei, sai, che è più vicino. Devo avvicinarmi allo specchio? No, No, non farlo. No. ma io posso... Scusate. Ma aperte un po'. Sì, L'ha aperta un po'. l'ho visto pure io. Mi sono abbassata e Ah, l'ha sì. aperta un po'. Ah, Vieni sì, qua. vieni qua. Vieni qua. Fatti qua. Allora, Pure io l'ho visto. e a me mi ha fatto perdere il campo al piede. L'ha aperta appena. Io mi sono abbassata così da qua e l'ho notato da qua sotto. Ma veramente. Ma La scusa, parte destra. a che cosa vuoi giocare? L'ha toccata. A che cosa vuoi giocare? Sento urlare sopra. Sì, sopra stanno combinando. Non le mani. Dobbiamo ascoltare le parole perché se io perdo ogni filo della parola non riesco più a collegare. Allora, tu hai aperto Ha l'anta. detto torna qua. No, lei non torna lì. No, ti ho detto di no. Ok? Tu lo sai che dono io, vero? Vero che lo sai? Cosa ha detto? Tedesco mi sembra. No. Ma io non sono Cosa ha tedesca. No, Ti ho no, chiesto ha che fatto un dono ho nome. io. Ha detto un nome. Esca. Su di lì. Su di lì. Su di lì. Dove su di lì? Sa. Sa cosa? Allora, adesso mi dici il mio dono. Comunque da là continua a muoversi, Dimmi una cosa. Ero una sacerdotessa? Ti sto aiutando io? Se è un sì, portalo fisso al rosso. Non mi interessa così, voglio vedere un rosso fisso se sono una sacerdotessa. Se ero una sacerdotessa, ti faccio prima chiederti così. Ok, ho un grande compito io. No, aspetta, devi tenere il puntato. Dillo chiaramente, ho un grande compito da svolgere. Se sì, fallo arrivare al rosso. Quindi non ho nessun compito da fare, giusto? Posso tornare a casa? È incazzato, non No, vuole. tanto, no tanto. Non è d'accordo. Mi avvicino. Oh, Ti ho detto che continua ad arrivare da là. sì, ma ecco, un paio di luci magari qua non sarebbe male, visto che io vorrei vedere anche quello che combiniamo. Più che altro da capirne. Ma si può sapere cosa vuoi? Hai la spirit box qua, perché non comunichi da qua?
C'è una mano là. È come se stesse uscendo da dietro lo specchio. Sì. Guarda che io il rituale di specchio non ne faccio, Tu guarda, Fammi vedere. in alto, sull'anta di sinistra, c'è come una mano appoggiata così. Io non riesco a vederla, ma com'è sto? È nera. Fatemi vedere un attimo, scusatemi, No, perché... È tipo qui. C'è questo angolino qui. Ah, ecco. La vuoi piantare un attimo per cortesia? Ti fermi con quell'RF. Allora, guarda che ti butto l'acqua santa lì, sai. Finiscila. Tanto si è già capito che non sei buono. Comincia a tirare via il silenzio. Ma Dio buono, che schifo di gente qua, ma possibile. Scusate, ma tiro via un po' di gente perché quando si passa di qua deve sempre troppi smassi di trine, è un pericolo, vero? Sì, però io prima che tu ti spostassi, anche lei, da qui si è sentito un colpo. Come se qualcuno facesse così. Sì, oppure avessero fatto... Ma ci stai mettendo alla prova? Secondo me si sta muovendo ovunque per arrivare. Sta letteralmente muovendo. Sì, io sento un po' di fastidio alla gola. Io prima sentivo... Esatto, guardalo là, continua ad affacciarsi. Guarda. Fotografie. Ma no, Pian non è un maschio, No, è una bambina, una femmina. è lei. Sì. Sei la bimba allora. Hai paura? Dimmi. Hai paura? Perché hai paura? Perché ti ho sgridata? Adesso si mette a rigiocare con l'RF. Oh, ma ce l'ha fisso con Secondo l'RF? me c'è una figura nera come se la intrappolasse via, hai capito? esatto. Ti è stato fatto un rituale con lo specchio lì? Vedi, guarda qui che c'è un'altra figura accanto. Dimmi piccolina, sei intrappolata lì? Se sì, fallo arrivare a rosso. Puoi muovere un po' quell'anta che stai aprendo, per favore? Se io ti guido, tu puoi uscire da lì. Vogliamo provarci? Ok. Tu lo sai che hai tanta più forza di quello lì dell'ombra lì scura a fianco? Parla bene, dimmi sì o no. Lo sai, vero? Dicono che la sta aprendo piano piano, ma io vedo sempre ferma in quel punto. Anch'io lo sento. Da dove? Da qua, dietro. Io pensavo Ma fosse mi dici stato perché voi. stai girando intorno a noi? Infatti mi sono girata verso di lui, ma lui era immobile, non poteva essere stato lui. Come qualcuno avesse fatto... Sì, però io pensavo fosse voi. Per quello Allora, l'anta è sempre ferma. Sì, l'anta è ferma. Però adesso è ferma, ragazzi. Vediamo un po'. State pronti, Sì, sì. State pronti. Ok. Sono qua. Va bene qua? Non ti metto la mano dentro al mobile, Ecco. Beh, non mi hai dato... No, Leo, Vieni via da lì. spostati Vieni via perché da ti lì. sta facendo il giro dietro. Vai via da lì. L'ho visto anch'io. Ma allora che cavolo faccio? È venuto fuori Ha fatto dallo lo specchio e ti ha fatto lo- completamente il giro dietro. Ma l'avete visto anche voi questa cosa? Tipo tu eri lì, ok? Sì, magari però ditemelo pian piano, non mi fate agitazione. Questa arriva dopo metà dell'indagine, o un quarto, e ti fa tutti gli sbalzi di voce. Tutto a farla tranquilla. Sì. Oh, grazie. Calmo.
Comunque è uscito dallo specchio e ha fatto letteralmente il giro dietro di te. Sì, l'ho visto anch'io. Ma forse vuoi qualcosa? Come tu hai accelerato il passo per venire in qua, si È ritornato ritirato, dentro. Si è ritirato. C'è stato un punto rosso. Qualcuno di voi ha una No, torcia adesso rossa? mi ha toccato qualcosa qua, alla manica qua. C'è stato Qui. tipo un orbs rosso che è passato. Rosso non è un buon segno. È passato qui e sempre dietro di te. Beh, allora siamo in questa stanza, giusto? Sì, siamo giusti qua. Guarda, pure lui lo dice. Allora, qualcun altro che fa un po' di domande. Dai ragazzi, mi date un po' il cambio che mi ripiglio un attimo, è meglio. Guarda che c'è vicino allo specchio. Perché non lasci andare la bambina? No, vado Tommy, io. attento alla sigaretta E vicino. tu? Sicura? Mi dite sì? Stai attenta. Non ti preoccupare. Ti vengo Non a andare pigliare. allo specchio però. No, no, sto dicendo. Fermati alla sedia. Perché trattieni la bimba? Mi spieghi perché stai trattenendo la bimba, per favore? Corvetta, tu sei dell'oscuro, prova ad andare là. Prova ad andare là vicino alla... Sì, però aspetta, ti lascio qua il telefono. Ecco, perché brava. lascio anche la borsa. No, giusto da capire perché... Non ho niente in tasca, solo la torcia. Vai là. Vediamo. Allora, adesso Corvetta si è avvicinata. Tanto stiamo osservando. Sono stata io ragazzi, scusate, perché che tutti i vetri... Adesso facciamo così. Scusa. Allora, fatemi leggere, vediamo. Perché stai sorridendo? Ah, tipo sorriso. Voi le vedete, io non vedo. Perché stai sorridendo? Ma non è più Ti nel prendi in mobile giro? adesso, ragazzi, non è più nel mobile. Non è più nel mobile. Non è più nel mondo? No. Molto bene. Allora, hai due ragazzeri, Nati e Corvetta. Allora parla. Parlaci. Da un mese. Cosa vuoi? Non fare il mu. No, sai cosa Non sembra? mi Perché tu hai imparato a parlare, a comunicare. Sembrava tipo il battito di un cuore, ragazze. Hai presente quando sei incinta, che fai tipo l'ecografia che si sente il cuore del bambino? Sì, che sembra un cavallo in corsa. Sembrava lo stesso rumore. Allora, È qui. Sì. Lo sento qui. sei vicino a Nati? Basta correre. Rispondi. Dille che? Dimmi, ti Cosa? sento. Gli urli non servono, grazie. Dillo normale. Non fare il vocione, per favore. Altrimenti mi altero io. Sì, sì, qua dietro di No ha sido. Lo soffretto sul collo. Massimo no? Ha detto. Qui non c'è nessun Massimo. Massimo, forse magari intendevo. Io ti sento. Dimmi cosa vuoi, per favore. Ti sento. Immobile. Perché devono stare immobili? Sei sicura che hai detto questo? Tu immobile. Ah, ok, mi sembra male. Dillo bene. Ma se tu urli così, non si capisce niente. Ok? Non toccare Nati. No, ma se sei vicino di Però non continuate a parlare perché questo parla e io non capisco niente. Allora, ripeti. Dietro. Lo so che ce l'ho dietro, lo sento. Io mi chiudo gli occhi e mi concentro sulle parole. Continua. Dimmi qualcosa di più. Dimmi qualcosa di più, non mi basta questo. Apre. Io vi dico le parole e l'RF si riprende, si sta rimuovendo di nuovo.
Bruciare. Bruciare ha detto. Può essere... C'è qualcuno? No. Allora dimmi, bruciare cosa? Bruciare? Ragazze? No, scusate. Cosa? Adesso, non per dire. Era spenta. Ah, Era spenta la e metà. c'è del fumo dietro di te? No, allora spento la sigaretta. Ah, ok. Adesso la rispengo, no? Guardiamo. Sì? Guardate che l'ho rispenta, Cioè, si era accesa questa a me. E l'ho rispinta e l'ho fatto vedere ai ragazzi. Sì. Allora, dimmi cosa vuoi sapere. Dalle ragazze, da me, o da Tommy, o da Davide. Cosa c'è? Vuoi dirci qualcosa? Provate a fare chiaro. Tu cosa hai detto? Ascolta. Dimmi qualcosa di più, che mi concentro su di te. Non mi toccare l'orecchio, mi sta toccando l'orecchio. Mi hai fatto tipo solletico l'orecchio. Io non so lei, ma a me inizia a mancare tipo il respiro. Sì. Io ti proverei ad andare su, Corbetta, dove sei andati l'altra volta, in quelle stanze là. Cosa Ok. dite? Aspetta, però chiedi a lui perché... Va bene, Davide? Se vuoi ti lascio e io vado, però, che alle 3. Io dopo 2 ore e mezza. Beh, ma fa conto che da qui a casa mia sono 5 minuti. Era da qua, qua. Sì, sì. Sì, per adesso sì. La portiamo dopo, allora. La allunghi te se mai Tommy dopo un attimo. Sono letteralmente 5 minuti. Boh, anche l'ora dopo riprendiamo ad andare a Quindi Verona. vado con lui. Sì, sì, ti puoi stare tranquilla. Tu sei sicuro? Ti lascio la torcia però. Allora devi andarci, Ok. perché se non si ricorda. No, fino alla macchina, boh, dopo con la macchina mi arrangio. Ma da qua alla macchina? Non ricorda l'hai detto? l'entrata. Te la Vai a faccio vedere? accompagnarlo e avvisa quando rientri. Te la faccio vedere? Capito bene? Avvisa quando rientri. Quando entro qua? Certo. Sì, ma io adesso Questa faccio torcia di chi è? semplicemente il giro da qua. Questo è Non è mia. Adesso io ti do la mia. Questa è della Nati. Ti do il tuo telefono a Moira. Sì. Allora, aspetta, restiamo che una torcia un attimo. Tanto lascio qua anche la borsa, arrivo subito. Ok. Nati, questo è il tuo borsello, vero? Sì. Te lo metto nel borsello, che tanto non ti serve il telefono adesso. Aspetta un attimo, Tommy. No, voglio capire cosa Fai luce lei, che lo spiego tutto. Te l'ho messo dentro qua nel borsello il telefono. Grazie. A posto. Ok, riprendiamo. Ok, adesso sei tranquillo? Sì. Cosa hai detto? Sì, ok. Allora credo di aver capito. Sì, anch'io ho capito. Troppo casino. Non vuole casino, infatti sta riprendendo a parlare. Vedi, lo sta dicendo anche dall'RF. Sì. Allora, dimmi tutto adesso. Adesso sono tranquilla. Dimmi. Tenebra. Tenebra. Ha detto tenebra. Dimmelo. Io all'ingresso qui posso chiamare uno di loro due perché poi tornare indietro da sola in mano. Tommy, un attimo. Per arrivare solo all'arco della porta, poi... Dagli una mano, Tommy. Beh, prendi sulla torcia. Tanto No, qua mi ce l'ho. conviene tenermela. Ma ce l'ho. Ah, ok. Arriviamo subito. Ce n'ho 2. Ma Nati, come mai che la tua la fa così poca luce? Ed è carica la mia, eh? L'ho caricata tutta. Ora fa tanta poca luce, vediamo anche l'altra. E le 2. Ada, che differenza. Ascolta, tengo la mia un attimo perché sennò... Ok, siamo io e Nati adesso da sole. Sentiamo un tonfo. Oh! Oh, ti sto ascoltando. Dimmi quello che vuoi dirci, per favore. Mettitela in tasca, Nati, questa che è la torcia. Vedi che è sempre portata le mani. Ti sento che sei qua vicino a me, mi stai... Qualcuno qua ha messo anche dei bicchieri, guarda. Boh. Ti
Ti sento che sei qui vicino a me, dimmi. Lui chi è? C'è un libro lì. Cos'hai da dirmi? Non ho capito. Cosa vuoi dire, Nati? Io lo so che mi devi dire qualcosa perché mi stavi attirando qui. Mi hai chiamato 2 volte. Adesso sono... Qualcuno mi dice se lo vede ancora nello sportello. Adesso sono qui, dimmi. Un po' si apre. Ti sento. Tigre. Sì, ma No, aspetta, tigre aspetta. potrebbe essere Tiglio. Aspetta, chi ti ha detto che io sono tigre? Perché c'era una persona che mi chiamava tigre. Dillo bene. Le? Grazie che lo dici bene. Continua così. Ha detto le, però sto cercando di capire. Che cosa? Aiutaci a capire di più. Visione. Visione. L'hai capito anche tu, visione? Ok. Vuoi che chiudo gli occhi? Non andare in trance, che se No. ti cerca di tirare verso discorsi, di libera la mente da tutto. E memorizza la mia voce. Vai avanti, comunica, per cortesia. Tu stai provando a comunicare con l'RF, giusto? Se sì, fallo diventare rosso. Importante. Cosa vuoi dirci di importante? No, ragazzi, le mie live sono tranquille, non preoccupatevi. Le ultime parole famose. C'è l'RF che sta diventando rosso, quasi, arancio. Rabbia. Perché rabbia? Dimmi. Eppure io sono tranquilla qua. No, ma anch'io sono tranquilla. Vero? Lo sento... No, ma non si sente cambia- pesantezza o chi? Ha cambiato l'odore in questa camera, però. Ma non di morte, non... No, no. no, no. Di buono? Da vecchio, tipo. Sì. Da vecchio. Un vecchio, un anziano. Più vecchio, chiamiamolo Sai anziano. proprio le classiche odore di una persona anziana. Anziana, ecco, diciamogli anziana, poverina. Smettila di toccarmi il collo, per favore. Dimmi piuttosto cosa vuoi. Non toccare Nati, te l'ho già detto. Non farmi ripetere. Perché mi hai chiamato tigre? Non so, la mia scassovaia era, con una nuova musichetta. Ti prego no, scassovaia non è il momento. Perché mi hai chiamato tigre? C'era una persona sola che mi chiamava tigre. Perché? Per favore. Senti toccare l'inguine come l'altra volta. Sì, io ho tutta la schiena. No, a me sta toccando l'inguine. 5. Basta toccarmi la gamba. Ti ho chiesto gentilmente di non toccare né me né Nati. Fuori. Vai fuori, ha Perché detto. devo andare fuori? Prima mi volevi qui, adesso devo andare fuori. Perché? Credo che sia vicino al braccio qua. C'è un Allora po'... ce ne sono 2, perché uno ce l'ho Sì, dietro la l'aveva schiena. detto anche prima che erano 2. Io ce l'ho dietro la schiena. Comunque Continua a non... soffiarmi sul collo. O toccarmi. Però non devi toccarci, ok? Perché ci vuoi star vicino? Dillo. Due cosa? Mi sto avvicinando io a lei. Inquadra di nuovo il divano. Io lo vedo. Cioè, come se ci fosse qualcuno seduto sul divano. Andiamo a vedere da qua. Andiamo qui. Bravi.
Noi stiamo guardando perché dicono che dice lei che c'è qualcuno. C'è qualcuno seduto sul divano. Dio A me santo, continua benedetto. ad quando abbassarmi vedo- la torcia, guarda, questa torcia qui La ha mia non luce bianca. funziona più. Cioè, Andiamo è al divano. bassissima. Guarda, Anche la mia ha una luce bianca, guarda. Guardate la mia. Lontani col cellulare, mettiamoci qua e vediamo perché. Devo mettere l'RP, l'apparecchio sul divano? vedi che c'è qualcuno seduto là? Sì. Ma come? Io non vedo niente, Ma ragazzi. c'è anche la parte più bassa del divano. Quindi lui è là. È qua. Io non mi posso sedere nessuno di noi perché c'è pieno di vecchie. Lì, adesso è lì, Lì. esattamente lì. Adesso sono qua vicino a te, se sei qua. Ho indovinato? Seduto. Hai capito? Te l'ho detto io che è seduto lì. Allora sei seduto lì, come dice Nati. Sì. Lo vedo seduto lì. Adesso io metto gli apparecchi là, però ragazzi, non avviciniamoci con gli apparecchi. Che sarete voi? Infatti. Cioè, sentite quanti vetri c'è in terra, è un pericolo. Sto bloccando una marea. Blocchiamo i commenti? Io gli ho domandato, aspetta che rispondo. Cati, rispondi a Tommy se dobbiamo bloccare i commenti oppure scrivetelo qua. Sta scrivendo. Qui è come se non ci fosse, ti sposti appena qui. Allora, adesso dimmi. Ok, meglio, blocchiamo i commenti. Ok, c'è un volto anche lì. Insultano pure. Via, live senza commenti. Perfetto. Rilassatevi, seduti, comodi e godetevi la live. Ora in qui silenzio. posso parlare, non mi bloccano. Eh? No, meglio non dico, volevo dire una cosa. No, no. Meglio che non la dico. Allora, se sei qui sul divano, facci capire. Avete le torce, vero? Sì, Sì. c'è un volto però anche lì sotto la finestra. Poi devi mandarlo di qua. Vieni, ha detto. Allora, Andiamo di là? visto com'è. Andiamo di là. Io ti ho detto Aspetta. che a me non piace mai quel divano lì, Questo? quello che c'è di là. Vedete su un attimo, riesci un attimo a portare un po' di roba? Che porto gli apparecchi di là. Scusate. Aspetta, io penso, no, vai tranquillo. Quello a me non piace proprio niente. Ok, qui va bene, no? Sì. Vediamo. Ti va bene che siamo qui? Infatti il divano è più attività. Ma c'è una testa appoggiata lì, vedi? Che c'è uno scavo. Ma lo scavo c'è già, eh. Sì, ma c'è una testa appoggiata. Non ti avvicinare. C'è la testa sul cuscino appoggiata? Chi dormiva su questo letto? Adesso continuiamo a bloccare. Continuiamo a metterli in pausa. Allora, Mauro. Dice che Mauri è in pausa continuamente. Mauri tipo sono entrata anche prima e continua ad essere in pausa, poi si vede e poi va in pausa. Non so Ok. se è un problema loro o perché Ma stanno noi facendo dobbiamo- qualcosa Ma con stanno dei sopra, ho palloncini. visto la torcia accesa prima. Ho visto la luce sopra. Sì, sì, sono sopra. Sì. Sai dirmi cosa sta facendo Mauri di sopra? Niente. Non è vero che non sta facendo niente. Cosa sta facendo? Di nuovo Di nuovo? Cosa sta facendo di sopra? Allora? Stava ridendo. Sì. Ha fatto una risata e Cosa fa di sopra Mauri? Racconta.
Mundes. È l'Undes. È l'Undes, potrebbe essere 11. Spagnolo. Io sono ferma. Io. È lì. Sì. Come tipo un allarme, qualcosa. Sì, hai ragione. Dobbiamo stare immobili ferme. Puoi dirci cosa vuoi e farci capire? L'RF continua ad andare. Lascia. Lascia cosa? No, Fa venire Ah, sta facendo il libro. Ah, vedi che per questo sì. Mm. L'ho notato anch'io. Mi sento puntare la nota. Ecco. Credo che vuole che lo segui di sopra. Sì, mi sa anche a me. Prova ad andare. Dici sono da sola. Chiamalo però. E come c'è? Guarda che sei in trance è pericolo. no, non farla salire. Ah, No? Ok. quando fa il libro meglio di L'ha no. detto Thomas, scende lui. E non può lasciare il sopra perché là di sopra c'è... Mm. Come vuoi. Cosa No, vuoi? come vuoi o cosa vuoi, dimmelo tu. Comunicalo a noi. Sei nervosino. Ragazzi, guardate che le ragazze non hanno gli apparecchi, non hanno nessun apparecchio, ci sono solo quelli sul letto, sul divanetto, ma non hanno cellulare né niente loro, perché sono qua i cellulari, sono dietro dove c'è il zaino e tutto. Proviamo a lasciare così che si vedono meglio anche gli apparecchi, credo, vero? Quella è Nati che si gratta il braccio, non vi preoccupate. A me continua a prendermi tipo il respiro. Allora, Senti? dimmi qualcos'altro. No, io ti faccio fatica. Niente, Io faccio fatica ad avvicinarmi. dice niente. Prova ad avvicinarti invece, tanto siamo qua noi. Dai. Sediti sulla panca magari invece che il letto e vediamo. È pieno di volo. Fotografie. Ma fotografia ancora, cosa vuoi? Ma allora è qualche foto, eh? Non è che intenda che qualcuno no, ma questa qua è una panca massiccia di quelle antiche a voglia. Ma si Sì, ma apre. è senza un piede, per quello basta. Si apre. Sì, si apre in teoria No, questa. no, vogliamo aprire. Prova a aprirla, fate aprirla, che vediamo. Cioè, bisogna vedere anche ragazzi, ma è vuota. Sì. Vuota. Tra l'altro è anche tenuta bene, guarda. Adesso è un cadavere. No, ma sono tenute bene, guarda. Guardate quelle altre. Qui no, c'è una gamba. Sono sì, cosi di questi qua, tipo questi Sì, qua. sì, c'è la gamba. Ok. Ha detto qualcosa ma non ho capito. Te ne devi stare. Dove te ne devi stare? Dimmi. Qui? No, siamo qui. Avete notato che c'è solo una parte di muro che sembra come brillantinata rispetto a tutto il resto? Guarda la differenza tra qui e qui. Non ho niente. No, ma lì sono come ti avvicini. Perché c'è tipo una differenza. Ma quello può essere stato fatto da loro anche per Vedi? basilare. Comunque guarda che soffitti, Tommy. Pazzeschi. Bellissimo. Sono dei soffitti pazzeschi. Padre ha detto? Hai detto padre? Hai detto padre? Quindi c'è il padre qui dentro? Era il posto dove riposava il padre lì? Può essere. È per quello che ci hai tirato qui? Da come credi? Sì, a ottobre. Mi sembra... Ma a me sembra aver detto qualcosa di ottobre Da prima. sole, secondo me ha detto. Da solo- Garisbo. Garisbo, cos'è Garisbo? Però comunque sta brillando parecchio l'RF. Collabora. Noi collaboriamo Vedete come brilla l'RF, guardate. Da sole. Se noi non teniamo la torcia alta si vedono meglio, è Sta vero? guardando come te, secondo Meglio me. lasciarli così che vediamo meglio. Sì, secondo me si sta guardando come lui.
Allora, siete in due qui? Rispondi toccando l'RF o da qua? Ma questa musica c'è, io non capisco, vuole comunicare con la musica adesso. Nel disco Mamma mia, guarda, veramente. Ti decidi a dirmi qualcosa di chiaro per cortesia? Allora, devo capire. Sei in uno? Se sì, fallo diventare rosso. Sì, sì, ha detto un sì un po'. Sei in due? Questa non l'ho capita. Sei in tre? Siete in tre? In due? Siete in due? Sì, guarda. Ogni volta che risponde prende tipo prima un sospiro. Ma non fare botti così dentro la spirit box, parlami in modo chiaro. Noi vogliamo solo capire cosa ci fai qui. Ti manca il respiro? Sei la bambina? In questa stanza? Guarda, guarda, guarda. Sembra che è la bambina. Hai poca energia? Sei qui. Ombra, l'ho vista anch'io. Mi è passato tipo qua dietro. Ascolta, facciamo così e così vi riprendo tutte e due, perché sennò io qua non riesco a riprendere una anche l'altra. Ma se vuoi ci avviciniamo. Nati, vai dall'altra parte là, che vediamo. Ok, È passata come qua dietro. andiamo a riprendere tutte e due, Ok. così vi si vede tutte e due. E anche gli strumenti. Allora, siete in due, no? Da quello che mi hai detto. Devo fare così perché sennò non si vede. Sì. Come ti chiami? Posso sapere il tuo nome? Renato. Ti chiami Renato? Però metti silenzioso tu i miei messaggi perché sennò sentiamo nel video dopo di YouTube tutto boom boom. Silenzioso provvisorio, riesci a metterlo? Sì. Anche secondo me l'ha detto. Ha detto Nati. Hai detto Nati? Si è illuminato l'RF di rosso Hai quasi. detto Nati, mi hai chiamato? Poi ha detto ti devo. Devo, ha detto. Sì, non più nessuno, non mi dite niente. Cosa vuoi da Dare Nati? le lettere. La maglietta no, la maglietta è nostra. O la medaglietta. Non si tocca, la medaglietta la tiene. La medaglietta. Crocefisso. Forse ha detto togliere. No, non tolgo la medaglietta. Sì, ce l'abbiamo qua. Ti piace il crocefisso? No. Lo sappiamo che non ti piace, ma noi lo teniamo. Giusto per informarti, guarda che corvetta al collo alla medaglietta di San Benedetto, ok? Gliel'ho donata io. Stavo dimenticando di aver messo. Pulito. È tutto pulito a noi. Chi è la foto al muro? C'è una foto là nel muro. Stavo mettendo un campanello. O è un campanello? Si È sa una mettere foto. un campanello. Sì, ma a parte quello, questa è una foto. Sì, quella sì. Però non c'è un nome qua, ma questo era anziano. Esatto. Ma è sempre il solito secondo me. Deve essere quello che c'era di là allora. Sì. Può Ma essere. guarda sti piedi delle panche come sono. Sì, sono fatti tipo. Ma che strano. Ma che piedi? Ma solo uno? Cos'è che hai detto? Questo è il parcheggio. Ma non è che qua c'è qualcosa, no.
E Tommy, guarda quella cosa lì, cos'è? È una toaletta, vero? Sì, una tavoletta. Madonna! Ci Madonna. ha tirato indietro. Mi ha anche staccato l'orologio. Ci ha tirato indietro. Ti ho detto di non toccarle. Avete tolto la luce, come siamo rimasti al buio, ci ha tirato tutto Mi ha tirato anche indietro. l'orologio. Questo non... Ma perché stai facendo così? Ci hanno tolto la luce un secondo e ci hai tirato dietro. Perché? La corbetta che hai no, ragazzi. No, dai, mi sono cagata in mano un secondo. No, io non ho avuto paura. No, ma scusa, non riuscivo Tommy, a ma lei non capire. era quella Ho dello sentito scuro? proprio Sì, ma aveva perché paura. mi sono sentita... No, allora ragazzi, No, mi adesso sembra sto che- drammatizzando un po' perché si sono spaventate un po' tutte e due. Effettivamente se si sente uno tirare al buio Mi dietro, sono sentita insomma. tirare l'orologio. Guarda, è come se ci avesse preso per la manica entrambi e avesse fatto... Io e Tommy. Ma mi ha tirato dall'orologio comunque, cioè, A me il mio orologio si chiude, Allora, ragazzi. io e Tommy tranquilli, loro due spaventati. Calmatevi. Volete continuare o dobbiamo fermarci un No, attimo? non sono spaventata. Ok. Non ho Calmatevi. preso paura. Io sì, me la sono fatta addosso. Allora, calma, riprendiamo il comando adesso No, soprattutto. non ho preso paura. Ok, calme, respiro a fondo e ripartiamo. Io sono tranquillissima. Quindi è adesso che ti vuoi manifestare, anche perché che ora è adesso? Ma ragazzi, è come Oh, un che dito, bello orario, giusto? Tommy, lei l'orario. È come un dito, Sì, raga. l'orario mio. Ragazze, siamo mezzanotte e 16. Che vuoi andare a letto? No? No, Sei per sveglio? Mom. Vai. È super come se sveglio. ci fosse Ci un fosse dito. il pagno di una mano qua. Io non mi sono appoggiata, Nemmeno io. infatti. Guarda. Io non mi sono appoggiata. Che razza di mamma è una manina? Anche perché non può essere, No, cioè... c'è una manina piccola qui, guarda. Esatto. E un... Ma non era piccolo quello che ci ha tirato a noi. Vabbè, comunque, Tutto malissimo. anche la bacchettone. Mi ha tirato l'orologio. Vabbè, dietro a me. Cioè, a me è come Facciamo se vedere. mi ha tirato indietro. Vi fanno vedere una cosa. Sì, È anche dietro di me. Tu chi? No, ha detto tu. Infame. Guarda. Anche noti, tutti e due. Ok. Volevi farci paura? Ti stai divertendo? O del male, perché considerate che qui dietro c'è un'altra panca, quindi se noi magari sbattavamo la testa ci sono pure male. Ti ho detto io di non toccare loro due. Te l'avevo detto, vero? Perché hai E allora? E allora? Devo tirare fuori il libro. Non ha paura di niente. No, No, ma aspetta. non ha letteralmente. Vuoi la preghiera? No, ragazzi, sto guardando per vedere se si muove questo. Mi sembra fermo. No. Il lampadario è fermo, vero? Sì. Ok. Che fa? Perché hai aspettato che loro togliessero la luce da noi? Puoi farlo anche se abbiamo la luce puntata, eh? Siete pronte in caso? Certo. Ok. Pronte, puntate? Pronta. Puntate coi piedi. È più... Pronte a far leva. Sì, sì. Capito, Corbetta? Grazie. È stato più... Allora, cioè, fammi rivedere un attimo, dai. Su. Fammi vedere che le tiri ancora. Sta tirando il braccio comunque, perché mi sento tirare. Tu stai fermo immobile. Dai. Dove? Noi, avanti. Sono qua che vi guardo. Guarda. Io sto facendo resistenza. Ma di non mollare un pattone la natti, mi raccomando, che mi devo portare a avere una sana. Vai da Tommy di fianco. Vediamo un po'. Tiramini, dai. Tira. Hai mollato il braccio perché c'è Tommy lì, molli il braccio. Perché? Hai paura di me? Tu cosa con 5 demoni da Genova? Hai paura? Sì. Perché hai paura di Tommy?
Tipo? Te, sta comunicando con te. Dimmi. Adesso vedi che si incazza. Ma se tu mi spingi avanti. No, È la panca che si sta spingendo avanti. Non sono io che mi sto spingendo. Ah, bene, Io sono bene, fermo. ok, perfetto. La Dimmi. senti? Sì, si sta spingendo avanti la panca. Dai, spingila. Parla. Ecco. Vedi, sono qua, vedi. Dai, continua. Vedi. E qui è la parte più stabile perché c'è la zampa che... Esatto. Di là io prima traballavo perché... Cioè, ragazzi, gli sta spingendo la panca, io non ci posso. Guarda! Cioè, scusate se rido, ragazzi, ma... Ma che fai? Vuoi giocare? Raptor di Gardaland. Cioè, si sposta Tommy, questo sposta la panca. Ma veramente. Beh, proviamo a fare la prova del 9. Che impressionante. Aspetta. Eppure noi siamo sedute bene comunque. Siamo... Allora, adesso voglio vedere. Provate, anche se dovete pulire la panca, scusatemi il termine. Sì. Andate dietro col culo sulla panca, bene? Lei? Madonna. No, è peggio, vero? Siete su bilanciate. Ok, perfetto. Ci Siete siamo. bilanciate? Sì. Ok. Beh, ci arriviamo con i piedi. Sì. Io no, non fare Tu butta il piede leggermente in avanti come se fai il passo un po' Sì, lungo, tipo semmai. così. O in punta scendi. Anime, volete una preghiera? Sì. Vedi? Allora, fermo che ti diamo la preghiera. No, cazzo. No, No, cazzo. Ma è tipo... si è Tommy agitato? non vuole. In 2 secondi si è agitato questo. No, io vi giuro che mi sto. La mia stessa espressione di Moira quando si è avvicinata a me con lo sangue. No, io rimango qua perché se mi metto più giù volo. No, ma infatti, sapete... Allora, io voglio capire, la voi sta preghiera, a parte gli scherzi, adesso ci mettiamo serio un attimo ancora, no, scherzi nel senso che io rido, perché mi veniva da ridere, ragazzi. Sì, ma adesso la spinge all'indietro, cioè la sta spingendo così. Io sento i piedi che si staccano. No, ragazzi, scusate se io ridevo un attimo, ma vedere le facce di loro due, Tommy, non è facile star serio, no? Vedendo le facce di loro due. Scusa, no, veramente, ragazzi, vi giuro. No, poi abbiamo incollottato perché Basta, adesso riprendiamo. È arrabbiato un po', era quello che poi volevamo un po', comunque, vedere. Allora, adesso, dimmi un po', mi avvicino io, facciamo il cambio della guardia. Ok. Spingi un po' adesso. Spingi. Adesso la mano io sopra. Avanti. Fermo, vero? Sì, sono... Spingi ancora. No. Spingi ancora. Per favore, fai volare adesso Gregrom. Fallo volare. Provate a stare una roba adesso. Ecco, adesso usciti dietro. Ma muovi sta panca adesso. Sono qua. No, non c'è niente da fare lo spiritoso, adesso sono io qua. Ridere? Io non rido. Sono qua io, guarda. Adesso mi siedo io. Vedi quando sono bloccata coi piedi, è impossibile che si muova. Beh? Si è Mi spostata sta di qua. toccando il piede. Si è spostata di qua. Sì. No, ma buttalo proprio fuori, buttalo fuori. No, si è spostata verso la tua scarpa, come ha detto lei. Siete spostati la scarpa. Io non sento niente, ragazzi. Ho visto che qui non mi avvicino. Allora, Hai visto? muovi sta panca. Giusto? Hai visto il pantalone? Ha fatto come così. Non so se si è visto in live, ma Io non come ho ha fatto sentito così. niente, Ha ragazzi. fatto così. No. Ti ha preso qua, ok? Ha fatto appena così. E Ma poi- dovrei averlo sentito, non ho sentito niente In io. teoria dovresti averlo sentito, sì. Allora, In sono teoria. qua io adesso. Spostata io. No, ecco, fermo e muovi però, perché mi sembra non capisco questa indagine. Scusate. Allora, avanti. Poi c'è qualcuno che dice che stiamo facendo un film qui. No, non stiamo
facendo un film, io sono addirittura qua da sola. Vorrei vedere se loro hanno palle da venire qui. Ignora che sto sentendo qualcosa, vibra sotto la panca. Ti ho detto, inizia a vibrare. La poi panca ascolti. vibra Ti sotto. ho, ti ho detto. Spostami la panca. Ti sei divertito abbastanza? Allora, sono qui, santo Dio. Il volto è sul muro a destra. Non mi dite niente, voglio concentrarmi un attimo per Sì, favore, scusa. adesso sono io un po' stressato che voglio capire. Guarda che messaggio mi ha fatto. Allora, smettila di giocare con l'RF e spingi sta panca. Ancora. Oh. Mi spingi sta panca per favore? Non ti piace giocare qua con me con la panca? Allora, sento sotto appena appena un vibrolio ma leggerissimo, non è la cassa, non è la cassettina. Ha detto tipo via, ma una voce... No, io non vi siete, se no la sfondo. No, legge. No, guarda che legge. No, sicuro non la può muovere. No, beh, se la forza ce l'ha se vuoi. Vuoi ti aspettare, visto? Ma io non ho paura. Io sono qua. Allora, muovi sta panca per favore. Ha detto torna. Sì. Ma solo con me non fate Ha detto niente. torna. Ha detto torna. Sono qua. Pietre. Quale pietra? Forse lì per terra c'è C'è una pietra qui per caso? No, è un riflesso. No. Non so. Nella? Quella che... Quella che ho il collo? Si è spenta la luce. Ah no. È quella che ho il collo? Si è spenta la luce. Si è spenta la luce. Ma tu invece sarai da lui, vieni da me, da loro, vieni da me. Adesso l'ho spenta io. Inizia. Secondo me Attenzione, sei troppo ben protetto. Sì. State tranquilli e state buoni. Inizia cosa? Io sono qua da sola, in questo punto. Io se password. Per cosa? Il password può essere chiave. Sì. Chiave di cosa? Tu sai. Cos'è che io so? Brava. Quando sono stata qui a fare Olbex la prima volta, di là c'era una chiave Non c'è più. che no, non l'ho più vista, che apriva una porticina che dentro non aveva niente. Ma che senso ha mettere una porticina in una vetrina esposta? Però io non l'ho No, più una vista. volta nei mobili si usava anche quello. Ok, è tipo una chiave grande così. Sì, di quelli di ferro. Sì, però non l'ho mai più vista, l'ho vista solo quella volta lì. Io Allora, io sono qui. sono anni che vengo qua. Hai detto una pietra. È quella che ho al collo? È un quarzo rosa. Si è fermato. Silenzio C'è totale. troppo C'è silenzio. troppo silenzio. Cosa hai in mente? Dimmi. La bimba? C'è la bimba? Occhio che siamo dopo mezzanotte. Piedi ben saldi per terra, cioè testa libera, piedi ben saldi per terra. Poi sto cercando. Non fate reazioni, capito? Sento come sempre qualcuno che stia correndo da questo lato qui. Mi posso alzare da sta panca? Non la muovi? Dimmi sì o no.
Ascoltate anche voi Ha però. detto lui. Ha detto lui. Lui sì. Sì. Mi ha detto che posso alzarmi. Adesso proviamo. Beh sì, sicuro, ma Vabbè, sì. lavatrice lava stile. Esatto. Allora, proviamo a muoverci nell'altra parte. Aspetta. Si sente come sempre corre. Cioè, come se fosse... È presente quando i bambini giocano tipo a nascondino e Allora, corrono? vedete su un po' le cose, se potete per favore andiamo di là. Faccio luce. Preso tutto. No, proviamo ad andare su. Andiamo Mauri. Mauri lo scendono, andiamo su. In quella stanza là. C'è. Ah, un po'. Non è venuto. Avvisiamo Mauri, stiamo salendo. Aspetta, non salire. Aspetta un minuto. Cosa? Chiama prima. No, lo chiamo dalla scala, vieni. Vieni con me. Questo c'era prima, sì, vero? Sì. Siete? Si è mossa una figura in mezzo all'erba. Non so Vai, vieni. di che entità sia. Mauri siamo noi, eh? Quindi se la già fuori, tra l'altro possiamo metterla. Vabbè, credo che ci sono. Ce la fate? Che non si vengono infatti quello. Quindi attenzione. Ecco la terza mano, qua. Mauri. Vieni avanti. Qui c'è lo specchio, è il gioco di Mauri. Non nostro. Tira la borsa. Mauri siamo noi, Non so dove sia, Ma hanno sfondato la porta? Allora, questo è il terrazzino che vi dicevo, giusto Corbetta? Sì, questa è la famosa serie. No, è Mauri. È Mauri. Sì, questo è il terrazzino da dove la Fai vedere bambina... da qui. La Da dove la bambina si è buttata giù e la sedia è questa qua. Questa è la famosa sedia dove io ho avuto la visione che c'era questa sedia e questa bambina arrivava qui e continuava tipo a fare così. E quello è dove si è buttata giù. Ok? Che è quello che dà proprio sull'acqua poi. E adesso capiremo. La spirit box è accesa. Sì. Pesante. Allora, qui c'era il tavolo dove c'eravamo messa io e la corbetta. Qui c'è un portafotto rotto. Sfondato bene. Guardate sul tavolo, guardate. Aia, mi sta pizzicando il fondoschiena. Ah, lo faccio vedere da là. Perché è da qua che dobbiamo farlo vedere che si vede meglio, però c'è le panche. E segno, vabbè. Guardate il tavolo. Non so se lo vedete. Sì, se lo vedete bene. È un leone con le ali. Sì, un leone. C'è una scritta. No, Non leggetela ad alta voce però, Poi è tanto forte. Non leggete. Qui c'è Mauri, su questo piano, mi raccomando. No, è di sopra. Guardate la scala com'è inclinata. Aspetta che... Allora non leggere. Mauri, noi siamo qui. Thomas. A posto? Oh, siete riusciti ad andare di sopra voi? Perché guardate la scala come fa. Intendi l'ultimo piano? Sì, No, è tutto, basta guardare da lì. È tutto vero? rotto. Sì. Lascia stare. Infatti guardate com'è penzola. Comunque ciao, piacere Corbetta. Lascia stare, lascia stare. Dai, qua. C'era un pipistrello qua, non so se è andato fuori. Guardate i soffitti che belli. Guardate. E guardate che lampadari. Guardate che lampadari che hanno qua. Guardate che roba. Ok, arriviamo. Lì, guardate. Giusto per farvi vedere le sedie e tutto. Guardate qua. Ok. C'è una porta di traverso lì, Avete visto? Mamma ragazzi, che lampadario, fa proprio... Vero, non me lo ricordavo mica così io quel lampadario. Sì, è quello dove il corvo aveva visto la cosa. Quasi Vabbè. ci verrei ad abitare. La figura del demone. Te che tutto, te che cucina, te che tutto. No, Andiamo di qua prima allora, partiamo da qua, dalla stanza che io e Corbetta avevamo... No, c'è un'altra stanza ancora più bella. Giusto Corbetta? Sì, bellissimo. Era questa o questa? Non mi ricordo. Quella di destra. Questa? Sì, quella lì. Questa ci sono i letti, guardate, vi facciamo vedere un attimo, vi facciamo vedere. Però Vedete? stai attenta che c'è il pavimento che... No, il pavimento non ci andiamo lì. Anche perché guarda qua, Guardate in alto. come si è aperta la crepa. Cioè, in alto voi non vedete, ecco. Aspetta. C'è la crepa. No, attento, esco io e ti faccio andare tu.
se no, ecco. Allora, noi proviamo prima qua, che è la stanza quella dell'altra volta. Tra l'altro, quando siamo entrati, ricordi che sono partite, sono stata io. Sono partite le campane? Sì, è vero. Ecco, qui ci si può stare anche se c'è appena appena, ma però io non capisco. Ed è quella dove c'è tipo un impianto allarme nuovo. E tra l'altro qua ci sono tutte, aspetta un attimo, facciamo vedere qua, guardate, storia d'Italia, lenzuolo ancora, bene, stanotte ragazzi possiamo dormire qua. Oh, ecco, Almeno non ci sono le cacche di piccioni. vedete? Questo è le preghiere, Eucaristia. Ok, partiamo da qua. Qui, giusto, devo far vedere anche qua. Ecco. Qui studiavano veramente, però io mi sposto perché qui è il mobile di là, come vedete, non so cosa ci fanno di traverso questi qua. Boh, partiamo da qui allora. Ci mettiamo qui, Va bene ragazze? Ci mettiamo qua dove sono i libri. Ok, apparecchi sul letto. Io direi perché, chissà perché mi sento questo qua dove c'è il libro della Eucaristia. Sì, che a me non piace niente in realtà. Sì, beh, te siamo usati perché. Posso appoggiare? Sì, qui siamo. Allora, Io non lo tocco. beh, com'è sta villa allora? Vi piace? Bellissimo. Sì, a me piace da tantissimo. Te l'ho detto, Io sto ci verrei ad provando- abitare. Guarda che è tipo casa mia. Io è da 8 anni che conosco questa Ok, villa. infatti Tommy non torna stasera perché si ferma qua. All'inizio era Sì. bellissimo. Ho tantissime sensazioni io qua dentro. Io comunque qua ho Ok. caldissimo. Non so voi, Vediamo ma di qui è moderare la strada caldissimo. da qui in modo che se dobbiamo... Ecco. Sì, su. No, ho spostato io apposta perché ho detto così. Ok. Non mi spieghi le mani. Cioè mi metterei quasi maniche corte qua dentro. Beh, mica ho freddo qua. No, qua no, sotto sì. Non so voi, ma io sento brividi qua. No, io non trovo da dire. Allora, prendiamo normale, silenzio, adesso vediamo. Questa è attiva ancora perché ogni tanto me la spengono. E io devo controllare. No, sta andando. Scusa, sta andando comunque. Ok, no, scusami, sta andando comunque. Ok. Allora, puoi fare cosa? Questa è una stanza delle preghiere, da quanto pare, a quanto ho letto. Il Signore sia con voi. Provaci. Neanche le nostre cuori sono rivolte al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, che è così cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, prima del tempo, all'interno tu sei, luce infinita. Tu solo sei buono e fonte della tua vita. Boh. Ma questo è il testo, mi hai detto. Qui ci sono guardate, vedi a vedere. Città del Vaticano, premesse. Preghiere. Moira, Aspetta che secondo me arrivo subito. Volevo solo vedere. Vedi che bello che è. Hai il telefono qua? No. Prendi il telefono un attimo. Dire dei fedeli. Facciamo la foto qua. Io quella foto per trovarlo, per trovarlo in giro. Fai questa foto. Ok, me la fai. Qua che poi io lo cercherò da qualche parte. Dove si può trovare.
Il telefono. Sì. Vediamoglielo vedere prima. Adesso però non è. Ok, siamo ancora qui. Dici cosa vuoi dire? Vabbè, cosa voglio dire, scusa. Sì, sì. Sorride. Sì, ho visto anch'io. A che ora? A che ora cosa? Mi sta riprendendo mal di testa come l'altra volta. Mi sta Sì, riprendendo sì. mal di testa come l'altra Occhio, volta. Allora, quello è un bel libro delle preghiere, quindi non sei allergico alle preghiere. Ti piacciono? Quindi eri cattolico fedele. So che questo libro ti è stato regalato, a quanto pare, o l'hai preso tu o ti è stato regalato da... C'era una dedica, adesso te la leggo. Pesante, sì. Questa dedica, eccola qua. Prende Chi come... è che mi può fermare un attimo? Prima tra poco qua. Ah, l'hai fatta questa però Non mi senti prima? bene? Non mi senti bene? Questa dovrebbe averla fatta prima. A me sta tipo... Mi prende qua sul... Perfetto. Prende la State testa. tranquilli, state tranquilli. Sembra qualcuno Questa che lì è strizza fatta la testa. questa- Ma per me è normale, c'è un libro di preghiere, figurati. Ok. E ve lo rimettiamo come prima. Questa. Ok. Ah, scusa. Allora. Cosa ha detto dai? Dai, porco. Ehi! Non bestemmiare. Non ti permettere di bestemmiare. Facciamo la power dopo tra un po' perché. Questa quanto è? 41. Allora, dimmi un po'. Ho visto un bel libro delle preghiere lì sul letto. Tu dormivi in questo letto? Domanda, ho letto di là. Dormivi in questo letto? Esatto. Dormivi in questo letto? Dormivi nel letto di là? Nella camera di là? Dove sentivo di più giù? Sì. Qui non sento niente. Giù. Sentivo di più giù. Allora, fai scenamutismo? Aspetta di arrivare nell'altra stanza. Quella là? Quella là... A me ha spinto giù dal letto. La chiamavano Andiamo, dalla... andiamo. Prendete Da lì sulle mi hanno robe, spinto allora giù dal letto. No, è proprio Vai, guidaci. nel corridoio, la prossima stanza a sinistra. Guarda mano. Ok? Qui a destra? Sì? Destra, destra. Qui? Ah. Qui a destra. Su Amazon. E questa. Occhio. Attenzione. Oh, ecco la mia vecchia stanza che me la ricordo. Eccoci qua. Vai nel fondo con quello lì. Qui ho Sì. capito che Chiudi la finestra se vuoi, Tommy, così No, no. parti nella schiena. io non so se ve lo ricordate, ma io avevo il telefono al 10%, ho attaccato il power bank e nel giro di 2 minuti si è spento il telefono completamente scarico. Sì. Ok. Vedo che nessuno ha dormito qua. Ci sono le 3. Tommy, credo che era qua il bagno. Hai trovato? Sì, sì. Tanto siamo qua. Da qua non ci muoviamo. Per adesso. Giusto? Per adesso qua non ci muoviamo, ragazzi. Vi metto così perché c'è il motivo. Allora. Grande. Ok, grande. Grande cosa? Il nostro deposito della radio è qua, della cassettina. Quell'altra volta. Io lo metterei completo, però metterò più indietro per quel RF, dietro. Dove c'è l'angolo di quella stoffa là. No, quello era in pod. L'altro lo sposti lì, brava. Guarda se sta su, se no cerca di posizionarlo. Non toccare la rotellina, se no si cosa.
Questa è la mia. Ok. Basta. Allora, male cosa? Dormivi qua? Sento la marognola in bocca io qua. Sì, qua è pesantissimo. No, ma sulla punta della lingua sento la marognola. Direi che è il caso, datemi lo zaino un attimo ragazze. Mi serve per la power. Quindi la power adesso la metto qua Si è mosso dentro. qualcosa, ma si è sentito come un rumore di acqua. ma non Possiamo può lasciare esserci anche acqua. così che si vede comunque. Andiamo qua. E devo mettere la power. Attenzione a non farvi del male. Moira, Cosa? sto specchio però che non mi piace. No, ma tranquillo. Stiamo qui, non... Stai tranquillo. Qui non deve toccare. Si è aperta la porta. Ma tutto voi vedete? Io non vedo un Kaiser. Ma è sta storia. Questa era più chiusa. Questa qui dritta davanti a me. Sembra che mangio polvere. Madonnina santa. Sembra che mangio polvere. Ma mi sono girata nell'esatto momento in cui aveva quasi finito, perché ho semplicemente visto il... Ma ti stai divertendo? Sì. Mi sa di sì. Mi sa che ti stai divertendo. Allora, fatemi unire al posto. No, non mettetevi paura. Oh, ma che è? L'unici siamo io e Tommy qua in meno caga sotto? Com'è sta roba? Siamo mie e te, Tommy, quelli che non si cagano sotto qua, mi sa. Vabbè. A parte Nati non ha mai paura. No. Sono tranquillissimo. Allora, Non ho paura. vediamo un po'. Qui che mettiamo la Io power ho paura solo perché è buio. a questo. Devo Hai mettere la risposto, power. Quando inizia ad esserci buio, sai che qui c'è Ma che trippa per la tua... Oh, No. è inversa. Se no, ragazzi, si spegne il telefono. Bisogna che mi fisso un attimo. Non vedo niente qua. Sì, aspetta. Oh là, Ecco qua. almeno una è a posto di power. Esatto, tipo... Es cosa es? No, beh, non parlare in spagnolo, te prego. No, no, niente spagnolo. Qua se parla in italiano, per favore. Basta! Che gli spagnoli non li vogliamo. Avete visto che basta? Se... Ti dà fastidio quando urlo? Quando alzo la voce? Sì? Rifai andare il REM pod? Quello che suonava un attimo fa? Fammi capire. Basta. Ho detto basta. Ti calmi per favore. Sì, è meglio, vedo. Ah. Oh là. Prendiamo un attimo la situazione in mano e sta tranquilli. È seduta una figura. Finito di parlare, non parli più. Si è seduta tipo una figura qua. Ehi, Mi hai visto? Io non ti ho visto. Ma ti puoi divertire anche un po' col REM pod, oltre che l'altro? no. Una sala. Che pollo. È quello. È quella. Cosa ha detto? Cosa hai Sei detto? venuta. Siamo qui. Devi dire qualcosa? Era? Guarda. Che cosa? Bella. Chi era bella? Basta. Chetalo. Fermalo. 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 Oh, ma sai che stasera tu qua sei impegnativo, eh? Ti sta sfidando con... Tanto non mi arrabbio io, è inutile che vai dietro. Hai capito? Basta. Testardo, eh? È pesante questo. Ah, è pesante e testardo. Secondo me è lo stesso che l'altra volta mi ha detto che io ero carne fresca e dovevo morire. Sì. E se lui, secondo me... Allora, per cortesia, te lo chiedo gentilmente, ferma l'RF. Fermalo. Torna indietro e fallo diventare verde. Portalo sul verde.
Portalo sul verde. Oh, ma ragazzi, stasera è una roba da panico in continuo, Gioca. No, certo. 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 E allora, certo, fermalo. Ma perché gli sembra esserci come... Ma io non so perché ce l'ha con l'RF. C'è un riflesso strano, sembra una bocca sul muro. Lo vedi? No, ma è... Non lo la so busta cosa- Ah, ecco cos'è. è una... Eccola. Ah, ecco, sì. Sembrava una bocca quasi. Un naso. Ma qui c'era qualcosa dentro, qualche invito, boh. Non lo so, hanno tutte... Eccolo qua, no. Io no. No, guarda che saranno queste buste. No. Comunque c'era scritto qualcosa, no? No, si sta fermando. Me ne dai per favore. Ti calmi? Guarda che io sto guardando tra le tue cose per capirne qualcosa di te. È così difficile da capire? Dai. Guarda che mi sta venendo mal di testa con sto RF che continua. Lo fermi per favore? Avanti, fermalo. Ma lei sembra veduto come qualcosa... Fermalo. Shh. Fermalo. Fermalo. Lascia l'RF. Ancora? Lascia l'RF. Non ti ascolto da lì, lascia l'RF. Torna al verde. Arrivi. Ma... Torna al verde. Ancora. Fermalo. Ma si sente grattare qua dietro, eh? No, io non sento niente Ma grattare. chiedi a lei, ha fatto tutto. Vedi, tre colpettini anch'io, ma appena, una roba minima. Sì? È nervoso. Io sto lì. Io ho capito, Io ho le sto... mani in tasca, non so. No, ho detto io sto lì, ho capito. No. Chi sei tu? Ma chi lo sei? Sì. Shh, shh. Chi sei? Alice. Sai qualcosa di un Alice? No. Chi è Alice? Io non capisco cosa sia. Chi è Alice? Quella lì. Ha detto quella lì? Quella lì. Quella lì. Quella lì, sì. Ma quella lì dov'è? Quella lì. Oh. È quella che sta toccando l'RF? Penso di sì, ha detto. È dallo specchio, secondo me. Ma lasciate stare, aspetta, tenetemi dietro le parole. Ha detto è quello lì. È quello lì. È quello lì. Sei Alice, cosa avevo detto? Alice prima. Hai detto che sei Alice? Sì, se non sbaglio ha detto. Si è detto tipo, Vediamo una roba che forse si calma, forse. Guarda che io chiamo il maestro, Non, il maestro è in vacanza. Il maestro è in vacanza, te lo dico prima a te. Tu zitta e tu il maestro è in vacanza, non è qua. Il maestro è su. si è calmato. Ma io lo chiamo lo stesso. Mi avvicino io. Era questo che volevi? Ragazzi, Si è calmato. era questo che voleva allora. La tua vicinanza, forse. O la vicinanza di qualcuno perché magari si sente solo. Ti senti solo? Sì, Già, sì. già, sì. Tu sei morto in questo letto? Sei morto in questo letto? Già. Hai sofferto? Sedia. Ha detto sedia? O scappa, non ho capito. No. Era qualcosa con la S comunque. No. Una?
Chiedigli se vuole una preghiera. Vuoi una preghiera? Una sedia, è morto. Non è che magari la bambina l'hanno portata dopo che si è buttata la sedia qui? Questa è la bimba. Una bimba, sì. Sei la bimba di 2 mesi? È la bimba di 2 mesi. Teniamo presente che poi 2 mesi è nata lei. Sì. Ti chiamavi... Alice. Ti chiamavi Alice. Alice? Sì. Sì. Però è un nome insolito. Mi sa di un'altra cosa quello. Mi sa che Per l'epoca, secondo me, è un nome troppo è strano. qui di passaggio, secondo me, questa Alice. Sei in passaggio? O è stata chiamata qui? O è stata chiamata? Questa sono stata io perché se mi muovo lui parla, cioè lui parte. Sì, ma anche il K di sotto? No, quello è l'RF. RF. L'RF... Se ti muovi non penso. Guarda. Sei Alice. Poi erano. Le parole che dice perché a volte Sì, non ho capito questo. Non ho capito. Poi erano. Sei Alice. Aiutami. Non era magari era un'amichetta della bimba che si è... Ma qui c'è anche una bambina di 10 anni, giusto? Io ho capito, aiutami. Aiutami. Sì. Sì. Come ti devo aiutare? Cos'è che ha detto? Ha detto tipo morta. Capisco. Capisco. Morta, capisco. Cosa capisci? Io ho chiuso gli occhi perché mi sto concentrando un attimo. Tu cosa? Il piccino. Il piccino. Il piccino. Il piccino. Il piccino, perché oltre a una bimba di 2 mesi è morto anche un bimbo. Prego. Preghi, abbiamo visto il libro di là. È morto anche un bambino. Il piccino, prego. Il piccino era il tuo fratellino. Quanti sono morti? Cosa hai detto? Già. Ok. Quindi sono 2 bimbi che sono ancora qui. Non li hanno lasciati andare. Fine, saranno. Tina sa. Tina era il nome che abbiamo... Tina è il nome che ha detto giù. Abbiamo visto scritto su quella carta. Tina, ti occupavi dei bambini? Ti occupavi di tenere in ordine la casa? Tenevi in ordine la casa? Sì. Sì. Ok. Corri. Corri, sì, una roba del I genere. bambini correvano. Quanto pare sì. Sì. Sei anche l'anziano che abitava qui, proprio il proprietario. Sei tu. Giardino da qualcosa. Però vedi che i bambini correvano. Che è successo? Nella casa. Sì, Giocando, le stavano- scale erano come un gioco per loro, da quello che sto capendo. Sì, conferma. Ok, perché questi bimbi uscivano poco, giusto? Sì. Ti chiedo una cosa, erano spesso malati? Erano soli. Erano soli. Tutti. Quindi fa allora mi presente. stai facendo capire che è successo qualcosa, giusto? Ci stiamo arrivando? Ha ragione, sembra un noto. Dimmi, è successo qualcosa di brutto qui, vero?
La bambina qui si è buttata giù dalla terrazza, una bambina di 10 anni. Sì. Sta dicendo una fuga. Ok. Perché la bambina si è buttata giù? Dimmi. Guarda la figura di mare, come se avesse qualcosa attaccato dietro. Questo è la caduta. Da quello che percepisco è la caduta della bambina. Sì. L'hanno spinta. Lei. Lei là, L'ha spinta lei. lei là. È stata Tina a spingerla. Suo padre. No. Chi l'ha spinta? Dimmelo per favore. Forte. Forte. Ok. L'ha spinta forte. Perché l'ha spinta? Ora. Come la figura della bambina che Ha detto ora. è successo di giorno. Sì, penso. Era incustodita in quel momento la bambina. Sì. Sì. Tu sei il papà. No. Non sei il papà. Sei uno della servitù. Mi sa la voce del nonno. Allora. Sei il nonno. Io percepisco sofferenza qui. Tanta. A me viene come da piangere. Avevate una bella bimba qui. Però secondo me qui sono morti più di un bimbo, a parte la bimba di 2 mesi, è morto un altro bimbo qua, oltre a quella che si è buttata giù di bimba, giusto? Ho indovinato? Ho detto bene? Sì. Dimmi cosa hanno. Hanno. Cosa hanno fatto? O magari sta cercando di dirci l'anno in cui è successo. Visto che qui sono morti più di un bambino, erano tutti in età giovane, vero? Proprio. C'è stata gelosia? È quello che ti stavo per dire. C'era gelosia nei confronti dei bimbi? Forse perché avevano tutto? No. Finestre. Il finestra apparse la porta di là dove si è buttata giù la bimba. Moira, chiedi il bimbo che è morto. Il padre. Era anche il padre della bambina. Era. Allora, ho capito. No, c'è un'altra persona qui che ha fatto del male ai bambini. Sì, e ho capito, sto percependo il perché. Il padre è andato con questa Tina. C'è stato un tradimento qua tra il padre della bimba e questa Tina? Dimmelo bene, per favore. Con me ha detto. Con me chi? Padre. Questo padre è il padre della bambina? La bambina ha visto qualcosa che non doveva vedere? Dimmi sì o no. Sì. Ok,
Ok, quindi la bambina ha visto suo papà a letto con un'altra donna qui dentro? Esatto. Si è consumato in questa stanza? Certo. Però vedi che sto percependo giusto? Ma la donna non è Tina, giusto? No, Non lo era detto. Era un'altra della servitù, vero? Sì. Il suo nome? Dimmi il suo nome. L'ha detto, ma non ho capito. Sì. Tipo... Liu. Sì, Linu. Lia. Non è Lia. Qualcosa con I. Prima ti ho detto quel nome strano, ve lo ricordate? Un po'... Sì. Bisognerebbe andare Era a prendere lungo. la lista. Era quel nome che non capivo bene scritto? Porca. No, io ho capito Morta. Quella donna è stata cacciata. O uccisa. Morta. Perché è morta? Non lo so. Ma era la bambina questa? Tu bimba hai visto qualcosa che non dovevi vedere? Sì. Sì. È stata uccisa. Hai trovato il tuo papà o hai visto? No, io sospetto che lei è stata spinta da... È stata uccisa per... Per piacere, non date commenti inutili, altrimenti tolgo la chat. Ok? Dimmi. La bimba, devo parlare con lei. Devo comunicare con la bimba. Non più. Sì, devo comunicare con la bimba, per favore. Qualcuno. Tipo qualcuna, come se volesse Era una qualcuno. forza oscura che ha spinto la bambina per non farla parlare. Lei ha visto altro, giusto? Sì. È appena passata una figura nera lì alla porta. Non mi dite niente. Ok? La bimba non ha visto solo quella situazione, giusto? Ditemi solo le parole. No. No. La bimba ha visto No, ha detto tante. qualcuno che è stato ucciso qua dentro. Sì. È stato il padre della bimba. Lui la teneva. Quindi la bimba è stata spinta giù da qualcuno, non da una forza oscura, ma da qualche personale che c'era qua dentro. Vero. Era un parente vostro della bimba, di cui la bambina si fidava tanto. Era tipo un sì. Ok. La bimba quindi è stata spinta giù dalla terrazza da un... Lei ha preso la sedia da sola. Sì.
Sì. È stata fotografata. Si è buttata giù dalla vergogna. Ah sì, qualcuno che corre. Comprimi. Cosa hai detto? Copri. Copri. Copri quando hai visto la bambina giù? Dopo che si è buttata? L'hai coperta? Come qualcuno che correva, hai capito? L'hai coperta la bambina? Qui. Ma qui Io qui. allora non si è buttata giù da là, quella come ha fatto perdere con la sedia. Beh, può essere... È giusto che Giusto che... Ecco, No. la bambina è stata soffocata o qualcosa del genere. Sai cosa? Forse l'hanno portata qui perché era abbastanza più nascosta. grazie ovviamente. Grazie ovviamente. O zio Ale. È stata spinta la bambina, cioè, nel senso dopo che era già morta. E hanno fatto credere che era lei che si è buttata. È come l'urlo. È come una bambina che urla questo. Culla. Quella di 2 mesi. Quella di 2 mesi. E Paoletta. Quella l'hanno soffocata, scusa. Quella di 2 mesi. Ma a Sami a sentire, ma qui qualcuno ha fatto del male ai bambini li ammazzava? Li soffocava? Volando. Volando è la bambina quella grande, Mm. quella di 10 anni. Stai dicendo come sono morte. E questo è un urlo. Ecco. E la bambina di 2 mesi per cosa è morta? Ho la nausea. Anch'io qua. È stata soffocata la bambina di 2 mesi. Sì. Delle grandi. Dai grandi. Dai grandi. I grandi chi erano? Adesso ho i brividi. Lei c'era però, non so. C'è qualcuna? La bambina, quella di 10 anni, ha visto la bambina di 2 mesi essere uccisa. Ho indovinato. C'è qualcuna? La bambina di 2 mesi è stata soffocata e quella più grande l'ha Ho vista. visto tutto, sì. Quindi si è buttata giù per il dispiacere. Era la sorellina quella di 2 mesi. Sì. Frutto dell'incesto. Sì. Ti ha anche risposto sì. È come se qualcuno mi stesse raccontando la stessa cosa alle orecchie. Quindi praticamente la bambina ha visto che quella piccola è stata soffocata. Sì. E di conseguenza non ha sopportato il Dolore anche. il dolore e quindi si è buttata giù dalla rabbia. Però c'è. Però c'è. Le rocce. Veloce, anche Veloce. secondo me. È stata tutta una cosa in fretta, probabilmente. Io ho brividi, freddo ghiacciato. Sì, fa freddo. Anche io inizio a sentire freddo. Mi fanno male le gambe. Ma io sento pesantezza, ma ma... mangio anche qualcosa perché ma da prima mi sento un sacco pesante. non mangio qualcosa. Come se mi stesse tipo facendo male qua. Guarda le gambe. Sì, Sì. ho preso solo i cioccolatini con lei al Vicino alle gambe. arrivo. Eccola qua. No, bisogna, grazie, perché sennò mi gira la testa. Mangio qualcosa. Perché sei lì con gli occhi chiusi. No, ti sei bianca concentri anche in più. faccia, Ma mi sono concentrata troppo perché ero lì che continuavo Ci a... vogliamo fermare 5 minuti, Moira?
Io direi di sì un attimo, è meglio ragazzi, perché aspetta che prendo su questo e il coso lo prendo su di te perché c'ho la batteria qua. No, ho bisogno un attimo perché ragazzi non è È pesante. fatta con gli occhi chiusi così sì. Però loro si sono fidati di più a parlare che non tenendo chiuso gli occhi. Vai, hai detto. Sì, vengo tra un attimo da voi di nuovo, però ho bisogno di un attimo di calma. Relax. Ma dov'è? Ok. Io ti giuro, a me fanno male le gambe. Fermi la live, la fermi la live. No, lasciamo andare. Lasciamo così. È come se nella testa mi stessero raccontando Voi mi prendete quello che è sullo zaino? successo. Aspetta, devo prendere gli apparecchi, allora Dobbiamo spreco la prendere- batteria. Aia. Posso? Con la batteria qua, bisogna un attimo che... Ok. Tenetemi il filo perché... Un attimo, ti giri un attimo che mi prendo questi un attimo. Appoggialo pure sul letto lo zaino un attimo, non è che così. Chiedo scusa se appoggio un attimo lo zaino sul letto. No, ma non chiedi niente. perché Katia ha detto disattiva i commenti. Adesso Ancora. disattiviamo i commenti di nuovo, santo Dio benedetto. Oh, vuoi ascoltare me? Disattivali sempre. Sì, Cioè, perché a per sto tutta punto la live, basta. almeno così chi vuole Non seguire è la possibile. serie. Sono proprio stupidi proprio. E Cioè chi io ha voglia sono di... lì Togli che... tutti, togli, sì, stupidi. No, perché io sono lì che già faccio fatica, mi concentro e tutto. Guardate che perdi Vuole l'energia solo a fare sta rompere il cosa, cazzo. E muovere i termini però Tommy, perché... No, anche perché non è giusto. Cioè... Allora, andiamo giù. Ma che non è giusto? No, più che altro per... No, bisogna stare attenti per commenti proprio per il discorso. Sì, sì. Boom. Sei chiuso. Ho sentito anch'io un boom. Si è sentito un boom fortissimo. Ah, però questo è meglio accorciarlo un attimo, perché... Se no andare giù dalle scale e casco su lì. Io è inutile che accendo la torcia, non illumina niente. Questa, guarda che luce che ha questa. Ma guarda la mia, che ha una luce bianca di Ok, solito. andiamo giù. No, c'è un'altra stanza, non c'era niente, vero? No, Sì. c'è un bagno. Sì, ci Andiamo giù un po', assistiamo con loro Mauri. A vedere un attimo se esistono, ci fermiamo qua. Sì, sono lì anche loro. Ci sono anche loro? Sì, sono lì. No, avevo nausea. Allora, Mauri, siamo andati nella stanzetta noi e praticamente, ragazzi, adesso vi dico cosa è successo perché noi ce l'hanno detto. Ci hanno comunicato chiaro e tondo. Allora, praticamente la bambina, quella che si è buttata giù, ha visto soffocare la sorellina Che è di, frutto di un 2 incesto. mesi. Sì, sorellina, non è neanche sua sorella. E praticamente dopo che l'ha vista buttare giù, cioè vista che soffocavano la... Lei non ha sopportato questa cosa e si è buttata giù da... Di conseguenza. Sì, E questo è il balconato. Perché la gente Io tipo ti qui giuro, cammina sentivo sull'argine proprio come e se ogni in tanto testa vede mi ancora una raccontasse- figura bianca con i capelli lunghi Sai che si come- è lancia giù. tosta. Sai come quando ti raccontano in testa? Sì, è una Io storia ti che qui parlavo, io esiste da avevo gli occhi tantissimi chiusi come anni. te. Cioè, io abito qui Sai perché vicino, ti la conosciamo dicevo tutti. le cose? Ti Perché connetti di più con gli occhi chiusi. le Vado sentivo, meglio io con gli occhi chiusi perché le riesco a sentivo, le sentire, sentivo connetto di nella meglio. testa. Che stavi crollando proprio. Le sentivo Detto, nella fermiamoci testa 2 come. minuti. Per quello che io mi permettevo di dirti quello che sentivo, perché le sentivo Mauri, a proprio posto, nella Mauri? testa e difatti hanno confermato. Un attimo il telefono. Comunque è tosta. La stanza quella lì è sempre stata tosta anche l'altra volta. Madonna, ti ricordi che l'altra volta continuava a spingermi giù dal letto? Sì. Poi comunque quella bambina a me non se ne va dalle orecchie. Lui non vuole andare qua, non vuole andare da qua. Ma Lei quella qua che continuava ad urlare però. urlava anche, vero? Sì, quella che urlava. Stai andando in mezzo alle fratte, cazzo, che il passaggio è qua. Scusami, ma è sveglio o che? È lucido? Sì, Sì, no, è esattamente. lucido. Sai che una volta si doveva entrare tipo dall'altra parte di tutto questo verde? Mm. Devi scavalcare il muro laggiù. Intanto l'altra volta mi ha fatto fare un chilometro per il campo quando noi siamo arrivati qua dietro. Eh? Con la macchina siamo arrivati qua dietro. Beh, guarda che io a Davide ho fatto parcheggiare qui. Ah, dove ma c'era tu il l'altra torrente. volta ci hai fatto passare tu e Corvo, un campo intero mi ha fatto passare. Ma ho capito, ma se ti metti a certe ore magari trovi quelli che passano per i campi. Ma noi Puoi eravamo andati parcheggiare col in buio. mezzo. Eravamo andati col buio noi l'altra volta. Beh, era anche inverno, Mm. veniva buio alle 6.
Non è meglio li disattivi i commenti. Ma sa, è insopportabile una roba del genere, vero? Bloccate 1000 persone. Ma io non capisco perché, cioè, ogni Aspetta tanto un attimo, prendono di mira dirette Chi è che ha lo random zaino? e iniziano a rompere. Ma Ferma così, sono la fa. Tutti continui. Te non ti No, non devi interessa, non mettere guardare così avanti. perché si spacca la rete. Cioè, guarda che noi quando facciamo le dirette col profilo del corvo, Poi è tu, c'erano vero, momenti Nati? dove non c'era veramente nessuno, a un certo punto iniziavano a tartassare e non finivano più. Comunque a me hanno preso energia perché io ho dovuto mangiare subito una roba dolce. Comunque fa bene, Mauri. Tranquillo, non vuole nessuno perché troppi pagliacci, troppi cervelli. No, noi vedi, noi siamo molto ferri su queste cose, No, cioè, a me proprio. Vabbè, avete girati che la finito metto la dentro, live? la metto in questa tasca Ok. qui, ed è quella più alta, quella più grande della schiena. Abbiamo finito poco fa. Ah, ok, ok. Voi avete finito la live? Pensavo foste in pausa. No, Allora la chiudiamo anche noi. Facciamo le cose alla pari con Mauri. Certo. Ragazzi, allora noi vi diamo una buonanotte e andiamo a riposare anche noi perché il ritorno è anche lungo. No. Voi avete un Quindi sacco di vi salutiamo, vi diamo la buonanotte e vi ringraziamo di tutto. Buonanotte, gente.